Cominciamo perché è inutile, è inutile. Dove sta? Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. La reaction la posto dopo la live. Prendiamo questa abitudine che la reaction va in notturna o il giorno dopo, perché la live è importante. Devo tastare il polso dei tifosi e devo farvi sfogare. Oppure, quando cambieranno le cose, possiamo esultare insieme. Quando però cambieranno le cose. La mia riflessione immediata è che ho continuato a leggere analisi. No, hai speso 35 per quello, hai speso per Neres, hai speso per Rafa Marin, quindi i soldi ce l'abbiamo noi, sì. È peggio, signori. Cioè, atteggiarsi di avere i soldi e di confermare, cioè, abbiamo noi i soldi senza spendere Osimhen, così, e ti sei presentato con Juan Jesus titolare, con Mazzocchi titolare, con una panchina con Mezzoni e compagnia bella. È peggio, vuol dire che hai i soldi ma non hai le possibilità, perché i soldi non sono tutto nel calcio, e lo sai, e lo dovresti sapere. Vuol dire che sei lento, che sei lentissimo, o che non sei in grado e che non sei riuscito a dare a Conte una squadra. Ma perché ti serve Lukaku per battere il Verona? Sì, evidentemente sì. È la solita frase, no? Ma per battere quello mica ci serve così. Sì, ti serve. E questa frase va di pari passo con quella frase che abbiamo sentito l'anno scorso, ve la ricordate? Vabbè, ma tanto peggio di 10° posto non si può fare. Attenzione, Napoli, fai molta attenzione, perché si può fare. Lo abbiamo visto oggi. È fattuale, si può fare. Erano 7 anni che il Napoli, 7 anni, 7 vittorie alla prima giornata. 7 anni. Michele, devo ringraziare anche Pvito che aveva donato in pre-live. Alfonso pure me ne dice una buona. Solo per te vale un abbraccio e un saluto, fammi recuperare. Un abbraccio e un saluto e un abbraccio a tutti gli amici Bellini, stringiamoci forte, che è già piato bello quest'anno. Dobbiamo sentire, caro Michele, dobbiamo sentire l'altra frase che si diceva spesso, dici, ma no, non vedo l'ora che finisca. E che facci? Ma cominciamo subito con non vedo l'ora che finisca pure quest'anno? Vi renderete conto che non si può ragionare così, e non fatemi sentire che il campionato è ancora lungo, questa è un'altra frase che sentiremo, il campionato, ma quello per il Milan ha pareggiato, l'Inter ha pareggiato, e noi abbiamo perso 3-0, sconfitta netta, definita, umiliante, il Verona che aveva perso con il Cesena, il Sud Tirol vince con il Modena 3-0. Signori miei, è umiliante, è umiliantissimo. Fatemi ringraziare Eddie. Ricordo a tutti gli amici abbonati che mi devono iscrivere in privato, e quelli che resteranno abbonati poi per tutta la stagione, se volete fare il fantacalcio con noi, almeno ci divertiamo. Esatto, stiamo tutto indussucato. Michele e Diego, facciamo schifo, quello è. Diego, qua si ritorna al tuo libro, Anni da cani. È inevitabile. Allora, io vi abbraccio e vi bacio tutti, siete già tantissimi, c'erano tipo 130 like preventivi, una cosa del genere, siete più di 900.
muovete l'algoritmo se vi va, cliccate su mi piace, perché è una soddisfazione che date a me, che i video raggiungono questo numero ipotetico virtuale che non sposta punti ma che mi dà la forza di andare avanti a parlare, perché a un certo punto uno vuole chiudere pure tutto e farsi il suo dolore da solo da qualche parte, e invece no, voglio condividerlo il dolore. Fabio, 45 mesi, vedi, questa è la fedeltà. Che società di mea e che sta combinando Babbuccio. Lo sponsor lead, fosse lo sponsor lead il problema, perché la maglia è molto bella, ma purtroppo la maglia la devi riempire di calciatori. Solo la maglia non significa niente, la devi riempire di calciatori forti, di calciatori di qualità, perché altrimenti al tiro ci arrivano Lobot che chissà, ci arrivi pure vicino, un tiro alto, tiro cosa, l'incrocio dei pali, ma non si sblocca. Bravo Vincenzo, allora secondo me questo bisogna fare oggi, la live dei virgolettati. Anghissà con Conte diventerà una bestia. Un altro virgolettato che ho letto: Mazzocchi, uomo contiano, vedrete Mazzocchi cosa diventa con Conte, mamma mia. E hai preso Rafa Marino non lo vede, ragazzi, non lo vede, non è pronto, ve l'ho detto d'estate, non è pronto, altrimenti tu hai fatto la spesa, hai comprato il giocatore che è pronto, lo metti in campo e Di Lorenzo va sulla fascia, e invece no, ci va Juan Jesus titolare, ci va Juan Jesus, e non è possibile. Meret, il miglior portiere italiano, non c'è dubbio, così. E non è possibile, non puoi sbagliare il portiere e la punta non c'è, e c'hai la punta più forte del campionato e non lo utilizzi perché con gli accordi, con le cose, il contratto non gioca, non te lo puoi permettere, deve giocare Osimhen, quello che succede, non te lo puoi permettere. Evanescenti Simeone e Raspadori, senza dubbio. Conte è uno che piange quando le cose vanno male, non farà nulla di buono per il Napoli. Te lo dico, sì, dovevate però dirlo anche quando è arrivato. E invece c'è stata un'accettazione, un'esaltazione generale che io non ho mai visto in vita mia. Ora però voglio essere chiaro perché arriveranno i Conte out, e ve l'ho detto che alla prima partita che sbagli poi si caccerà fuori che Conte Juventino non è saltato e non salta al coro. Signori, se non vogliamo accappottarci completamente, Conte te lo tieni per 2 anni anche se fa 11° posto, lo devi far lavorare, gli devi dare le cose per lavorare. Capiamoci subito, perché altrimenti diventa una valanga che non si ferma più. Torre Valanga. Propongo, il campionato è ancora finito, bravo, aiuto, Peppe Di Palma, primo giorno sì, solo per te, stai in Spagna, Peppino, ti mando un abbraccio forte. Vale, ma se Olivera è un ciuccio, Spinazzola che è? Hai ragione. Ma poi Spinazzola poi non è nemmeno un problema perché tecnicamente Spinazzola sarà più forte di Olivera, è un problema che non regge il video di ieri, dove nessuno l'ha detto. Io rivendico, mi dispiace, risulterò antipatico per qualcuno, non mi interessa, lo devo fare per quelli nuovi che non mi hanno mai visto. Stiamo a più di 1000 persone, i like, iscrivetevi al canale. Devo rivendicare perché mi dispiace, si deve fare così. Non mi conosce nessuno. Ieri vi ho detto che Zerbin è squalificato, non l'aveva detto nessuno. Perché? Perché non ci pensi. Zerbin ti risultava comodo oggi, perché probabilmente, e dico probabilmente, se Conte non lo vede a Olivera è un altro paio di maniche. Ci avete raccontato altre frottole, no? Quello è contentissimo di Olivera a braccetto. Frottole per dire il fatto di Hermoso. Ma se non hai Zerbin e non hai un sostituto da mettere al posto di Spinazzola che non ce la fa a fare tutta la partita ad alti livelli, ad intensità, Olivera te lo tieni in panchina, perché puoi fare una sostituzione che ti deve far riposare con Spinazzola 50 minuti ti ha retto, anche Maluccio ti ha retto 50 minuti, e Spinazzola è uno di quegli acquisti che noi abbiamo detto pure Spinazzola, parametro zero, convince Spinazzola e giocatore, ma è il giocatore che ha da fare un giocatore per 90 minuti, però
non che ti dura poco, altrimenti è un altro acquisto che non ha senso. Ringrazio tutti e devo ringraziare Alessandro. Possiamo dire che Conte non c'entra nulla? Sì, Alessandro, ci tengo a questo, ci tengo perché molti mi stanno già chiedendo, ma Conte avrà le sue idiosincrasie, avrà i suoi problemi e non sarà perfetto. Questo mettiamolo in conto. Lo dico, sì, caccia e sordo, ma non per pure come si dice in giro, ma proprio per evitare figuracce come stasera, per essere una squadra normale. E l'UAM si sigara amici, i soldi li abbiamo solo noi. No, hai ragione, penso che sia tu, Anonymous. Va bene così, il linguaggio, bene controllarlo. Lo voglio dire che Conte non c'entra nulla e voglio aggiungere però, Conte non sarà esente dai nostri giudizi e dalle nostre considerazioni, perché se pensiamo che Conte è Gesù Cristo che arriva, cambia i giocatori, li fa diventare fortissimi, Mazzocchi improvvisamente con Conte stoppa bene il pallone e mette un gran cross al centro, no. Non è questo, non è Gesù Cristo e farà i suoi errori. E già da oggi io vi posso dire non ho capito le sostituzioni, il minutaggio delle sostituzioni. Spero che se parlerà in conferenza gli faranno le domande giuste e spero anche che alle domande giuste, se arriveranno, Conte darà le risposte giuste e non dirà comunque a prescindere non voglio parlare di questo, voglio parlare solo del mercato che non è arrivato. Altrimenti il Conte lamentoso, che vi ho detto solo io, e ci tengo e non me ne fotte proprio, risulterò antipatico e saccente. A proposito di saccente, vi saluta Guido Gentile. A proposito di saccente, vi saluti affettuosi e saccenti da Guido Gentile che c'ha il che fare. Conte non sarà esente dalle cose così, ma sarà importantissimo difendere. Io avevo detto, non dare l'alibi a Conte e farlo lavorare con quello che ti chiede. In primis, gliel'hai dato l'alibi a Conte perché sei arrivato alla prima partita con una squadra più che incompleta. I soldi ce l'abbiamo noi, squadra più che incompleta, quindi siamo incompetenti. C'hai i soldi e non completi la squadra. Sei incompetente. Le altre squadre almeno hanno il problema economico, tu non ce l'hai. Quindi sei incompetente. Conte non si deve toccare, non si può toccare, perché prima di tutto non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto con Garcia, che probabilmente era meno peggio di quello che ci poteva sembrare se lo avessi lasciato lavorare e se non lo avessi delegittimato. Si era trovato il capo espiatorio, Garcia, Rongoni, togliete quelli da mezzo e tutto risolto. No, perché Mazzarri, perché Calzone e perché Conte. Non si risolve proprio niente. Quindi Conte va blindato, va difeso, va accontentato e se cominciamo con i Conte out, signori, Napoli out, facciamo Harakiri, ce ne scivoliamo finché non ce ne torniamo in Serie B per la buona pace di tutti i tifosi, di tutti i giornalisti che perdono sponsor e perdono soldi, questo è un altro paio di maniche, e per la felicità del Nord. Facciamo attenzione tantissimo. Fammi recuperare quelli che mi hanno scritto perché devo ringraziare Nicola. I Sigari, 9 partite di seguito. Il Seppù Bravo Ermoso, società mediocre. E anche Angelo. Hanno sbagliato motto. Quest'anno era Amma Soffrì invece di Amma Faticà. Assolutamente. Quindi ci tengo, spero di essere il più chiaro possibile. Ma quello pure il Milan, l'Inter hanno pareggiato. E tu hai perso nettamente, non hai reagito, non ti sei riuscito a scrollare di dosso le paure, le cose. Sei una squadra impaurita dall'anno scorso e vengono a pasteggiare su di te, sul tuo cadavere, tutte le squadre, una squadra come il Verona, che onestamente. Incompletenti, esatto. Cosa è successo a Kvara? Io ti dico che mi hanno detto giramento di testa. Potrebbe essere un misto tra la botta che ha preso perché nel primo tempo, a metà primo tempo, lui stava saltando, gli è entrato Davidovic, gli è entrato con una gomitata tra schiena e testa sul collo, così in volo, quella roba fa male, nemmeno cartellino giallo, va bene. Poi probabilmente nello sforzo di recuperare il tiro, poi ha avuto un'altra botta spalla a spalla, evidentemente gli è girata la testa, dobbiamo capire se è qualcosa di
da approfondire, però non ce l'ha fatta a continuare. E già lì io mi chiedo, ma non puoi aspettare quei 2 minuti in 10 uomini e non ti bruci uno slot di sostituzioni? Mi sono chiesto questo, come me lo sono chiesto per Olivera, che non ho capito, fai 55 minuti in più a Spinazzola, che cosa ti cambiano? E quindi non lo so, però contemporaneamente Conte si guarda indietro e dice: io che me li conservo a fare gli slot che in panchina non c'ho nessuno. Probabilmente quindi è un discorso che lascia il tempo che trova. Giramento di testa, esatto. Figurati se a noi non sono girate. Mi ha fatto solo impressione gli sguardi sconsolati dei giocatori a fine gara a centrocampo. Carmine, sono gli stessi sguardi che abbiamo visto l'anno scorso. Abbiamo dato colpe, abbiamo distribuito colpe a destra e a sinistra senza poi capire le reali cose. Vabbè. Atteggiamento spento, giocatori tecnicamente non all'altezza, JJ, Meret, Mazzocchi, assenza di una punta di ruolo, assenza di una panchina seria, altro che anno zero. Stammo Polo Nord, che figura. La vedo Neres, caro Giorgio, e ringrazio Emanuele Simeoli che con grande generosità ha giftato un Azzurro Fluido membership. Controllate se siete diventati membri del canale, vi fate un giro nel gruppo, vedete come vi divertite, anche perché noi ne parliamo 24 ore su 24, quando non posso fare un video ne stiamo parlando comunque nel gruppo dedicato agli abbonati, ci divertiamo, ci sono dei personaggi che sono divertenti, se capite le dinamiche non vi pigliate collera, perché poi ci sono anche dei personaggi sopra le righe che io comunque adoro, perché c'è sempre rispetto reciproco e vi divertite e decidete se volete rimanere o meno. La vedo Neres, giustamente, dice Giorgio, e Neres è un'altra di quelle cose. Hai deciso di fare Neres, ma fallo una settimana fa. Fallo una settimana fa, ti devi prendere il rischio d'impresa, perché poi non mi potete dire ma quello bisogna aspettare perché? Buongiorno, lo hai fatto quando ti sei trovato l'occasione, buongiorno, l'hai fatto nei tempi giusti, Rafa Marini l'hai fatto nei tempi giusti e Spinazzola lo hai fatto nei tempi giusti. Che cosa poi è successo? È successo che eri convinto di vendere Osimhen e quindi non avevi il rischio, dice no, non spendo soldi che non ho ancora in cassa e aspetto così. Che aspetti che il campionato è cominciato? Che cosa aspetti? Hai avuto pure l'avvisaglia, l'hai avuta nel precampionato e l'hai avuta con il Modena e si scende a picco. Si scende a picco. Ringrazio Midori, senza messaggio, lo ringrazio fortissimo. E Brock Fires, nuovi arrivati titolari. Non c'è altra storia. I nuovi arrivati titolari, nel senso, Brock Fires, tu mi dici devono giocare la Farmarin, deve giocare Buongiorno, ma Buongiorno purtroppo ha avuto un infortunio, ha avuto questa distorsione che ci hanno fatto sapere. Un'altra cosa nuova, nemmeno i convocati il Napoli ci fa sapere. Non ci hanno fatto sapere i convocati, forse perché un post del genere con i convocati e con la lettura dei fuori rosa come Foloruscio, come Osimhen fa arrabbiare i tifosi? Può essere. E intanto niente convocati e niente da fare, come se poi il tifoso non lo sapesse quello che sta succedendo. Silenzio stampa is loading. Loading, silenzio stampa, vediamo. Nel frattempo ringrazio anche Giuseppe perché non si inserisce nessuno, siamo impauriti. Giovanni, persa l'ennesima chance dai tempi di Benitez per capire che il problema non è calcistico, era arrivato il momento di ridimensionarsi e costruire basi solide a costo di un paio d'anni più mosci, invece hanno scelto l'allenatore blasonato e fumo negli occhi. Giovanni, questo è un discorso, sì, è la famosa carta della disperazione. Secondo te un'improvvisa dimissione di Conte potrebbe portare la società ad un'attenta riflessione sul modus operandi o non farebbe né caldo né freddo? Alberto, sarebbe un terremoto perché devi ricominciare tutto da capo e stai facendo il mercato che ti ha chiesto lui. Le dimissioni di Conte non ti portano un problema economico perché le dimissioni tu non lo devi pagare. Tu accetti le dimissioni, si dimette lui e non lo paghi. Ma prima di tutto vediamo se Conte ha intenzione di farlo, perché io resto sempre convinto che Conte prende l'avventura Napoli anche un po' per scrollarsi di dosso
una narrazione su di lui che è di un allenatore un po' problematico, che si lamenta sempre, purtroppo è cominciato così, è più forte di lui, però non credo che voglia accollarsi sulla sua carriera un'altra dimissione in corso d'opera, perché poi dopo, se non si interessano a te le squadre italiane, come il Milan, come l'Inter di nuovo, come la Juve di nuovo, all'estero l'idea che hanno di Conte non è tanto per la quale noi siamo esaltati per Conte, ma all'estero non la vedono così, quindi lui dovrebbe fare veramente il massimo possibile a Napoli anche per rilanciarsi e poi andare da qualche altra parte. Non credo che abbia intenzione di dimettersi subito, a meno che, finito il mercato, si rende conto che non è arrivato centrocampista, che non sono arrivate Gale, la punta non si conclude, Lukaku, eccetera, eccetera, allora potrebbe andare a 1001 notte. Ma poi il Napoli che cosa fa? Siamo veramente... non ci posso proprio pensare, onestamente. E ringrazio quindi Giuseppe. Perché non si inserisce mai nessuno? Siamo in Parigi. Ah, tu dici inserimenti proprio tattici? Sì, probabilmente la paura poi di prendere il contropiedaccio in faccia. Quelli che si inseriscono poi devono avere anche le caratteristiche per inserirsi, e non ci sono, nel senso che alcuni giocatori vogliono il pallone sui piedi. Politano non si inserisce, Kvara si inserisce ma non tanto. Chi si dovrebbe inserire? Mazzocchi, Anghissà, Lobotka. È difficile, e non hanno queste caratteristiche qua. Ecco perché dal mercato tu devi andare a cercare dei giocatori che ti vanno a riempire l'area anche senza palla. Quindi sono tantissime le cose che proprio non funzionano, e mi dispiace dirlo perché Neres è un giocatore che mi piace tanto, ma non è quello di cui hai bisogno adesso. O meglio, Neres è grande qualità, magari prende il pallone, invece di inciampare come fa Politano, magari fa un dribbling, ti prende un fallo o mette una palla buona in profondità. La qualità è importante, ma lì avresti già un Gonghe che potrebbe farlo e può far rifiatare Politano, perché un po' più lo spunto ce l'ha. Sei molto carente a centrocampo, invece sei molto carente in difesa e sulle fasce, quindi stai spendendo 30 milioni per Neres. Faccelo Sasic, che stai facendo? Perché stai facendo Neres e non un altro? Che hai questa voglia di spendere questi soldi? A meno che non stai già ragionando in prospettiva Kvaratskhelia, perché quella è l'unica cosa che mi viene in mente. Kvaratskhelia, e tu hai preso Neres, che è quello là, il driblomane. Purtroppo è così. Andiamo a leggere altri messaggi. Vi ringrazio tutti, non so quanti like ci sono, perché Polly è arrivata, se ne aiuta, sta depressa, la capisco pure. Ancora con Politano, il problema è a centrocampo e sulla fascia destra, senza dubbio. Pazienza, calma. Meret come la Canalis, incolpevolmente, incolpevoletta. Eccola là, 600 like. Sono pochi in realtà, se ci fai caso rispetto a quelli che ci stanno, ma magari ci saranno pure quelli che guardano, che si divertono a vederci arrabbiati, eccetera, eccetera. Conte non urla nemmeno, è vero. Ho notato, si guardava intorno, indicava là qua, però non ho visto un Conte. Va analizzato Conte, ragazzi, perché molte cose noi ce le ricordiamo da quando allenava l'Inter, le altre cose, io poi non l'ho seguito tanto in Inghilterra, però molti degli atteggiamenti ce li ricordiamo, io me li ricordo dall'Inter, però va studiato di più. Il Conte nuovo, il Conte col Napoli, se uno che si arrabbia, se uno che si avvilisce, se uno che ha tirato i remi in barca, o se uno che dice io che mi avvilisco a fare con questi giocatori qua che per me non sono adatti. Può essere che stia pensando questo. Quindi andiamo a vedere. Sera Vale, parliamo sul 2-0, sempre 5 difensori con 2 centrocampisti, chiunque, non puoi giocare. Sulla destra Mazzocchi non può fare il titolare, 2 partite ufficiali 0 gol, il bistrattato 4-3 fa subire gol. Enzo, veramente non per parafrasare Conte, ma adesso parlare di modulo non ha proprio senso. Col 4-3 si perde e si vince, col 3-4-2-1 si perde e si vince. Servono i giocatori adatti per il gioco che vuole fare l'allenatore, e questi giocatori non mi sembrano adattissimi. Quindi il discorso del modulo oggi è proprio, secondo me, l'ultimo da fare. Le faremo le analisi tattiche, le vedremo se ci sono dei movimenti che si possono migliorare, sicuramente,
ma oggi sentire Pistocchi che dice il 4-3-3 è meglio perché non è la cosa giusta di cui parlare in questo momento, non ha senso. Poi in corso d'opera, come lo chiedevamo a Calzona, possiamo chiederlo anche a Conte. Se vedi che non sta girando, ma fallo un cambiamento, metti una punta in più, metti Simeone che Dira insieme, magari con Raspadori dietro la punta, qualcosì. Però se hai lavorato solamente su un modulo e adesso le certezze i giocatori non ce l'hanno e dovresti affidarti alla giocata, e ti affidi alla giocata di giocatori che sono onestamente medi e la partita non te la risolvono. Questa penso sia la situazione al momento. Allora, si parlava di fegati, non dico altro, esatto. Ringrazio anche Massimo Buoninsegni con un super sticker e Midori che dice generosissimo grazie, meno male che se sei tu a sfogare i nostri pensieri, il problema è sempre la società, il mercato andava fatto con la testa. Ti seguo da 8.000 iscritti, grazie mille Midori, sei gentilissimo e è colpa di Rongoni, dice Gennaro. E questa è un'altra di quella frase. Se ne possono cacciare fuori quante ne volete di frasi fatte che hanno veramente dato fumo negli occhi ai tifosi senza capire nel profondo quello che stava succedendo. Purtroppo io speravo semplicemente di non pagare la lentezza e invece hai pagato. La prima finale l'hai persa, hai perso 3 punti per strada, 3 punti necessari per la Champions, per migliorare il 10° posto, perché cominciare con l'handicap ti dà una pesantezza e non c'è una partita infrasettimana, ti dà una pesantezza lavorare con questo 3-0 sulle spalle, mamma mia. Io non parlo, altrimenti tutti i santi di quella persona, lo sai, un abbraccio Andy. Apprezzo l'autocensura perché mi ricordo di te che sei uno di quelli più appassionati, diciamo così, e quindi apprezzo l'autocensura in questo momento. Sono io il vostro Mazzocchi. Possiamo dare una colpa al parrucco juventino che si è impuntato a fare una squadra con giocatori che non ha, che probabilmente non avrà, e che ha sfangolato giocatori decenti che aveva, Gaetano, Foloruscio, Lindstrom. Allora, amico mio, si può fare questo discorso quando arrivano quelli per cui tu hai deciso che Gaetano, Foloruscio e Lindstrom non vanno bene, mi fai vedere quelli che sono arrivati al posto loro e io posso fare un paragone. Adesso non sarebbe corretto secondo me farlo. È più corretto dire: se tu non l'hai sostituito Gaetano, se tu non l'hai sostituito Foloruscio e se tu l'hai sostituito Lindstrom, no, non l'hai sostituito perché sono fuori. Questo io mi chiedo, cioè se non li abbiamo sostituiti ancora, perché te li sei tolti da mezzo? Quando un Foloruscio, per esempio, un gol dell'ex ti può ingarrare un tiro dalla distanza che Anghissà non ti ha ingarrato, che Lobotka non ti ha ingarrato. È naturale da tifoso pensare una cosa del genere, cioè tu ti levi quelli là che non ti vuoi quando c'hai altrimenti ci sono altre cose da capire. Per me Lindstrom non mette e non toglie, ve l'ho detto chiaramente, e quindi non sarò vedovella di Lindstrom come non lo sarò di Foloruscio, non lo sarò di Gaetano, però voglio vedere quelli che arrivano al posto loro, perché in questo momento in panchina avevi Iaccarino e Colisacò e Mezzoni, quindi non capisco come si è mosso il Napoli onestamente. Allora, e dopo 55 giorni non è cambiato nulla. Il Napoli si è spento dalla sera di Napoli-Milan 0-4 e sì, ora bisogna veramente fare ambiente perché il fallimento totale peggio dell'anno scorso è dietro l'angolo. Buongiorno era infortunato, quindi non si poteva fare. E Osi si sta fumando i sigari. Ma perdonatemi, non dovevamo vedere un Napoli aggressivo con Tiano che difendeva e non subiva gol, mi sembra non si è visto nulla. È vero Francesco, cioè la paura più grande era di 0-0, di partite che senza avere grande qualità in attacco magari sei solido ma non crei, e invece non sei stato nemmeno solido. Poi si può vedere se magari con un giocatore un po' più sveglio di Juan Jesus, un po' più pronto, magari non prendi quel gol. Si può vedere se Di Lorenzo, che quante volte ce lo siamo detti che Di Lorenzo in fase difensiva
qualcosa la lascia, e invece te lo sei ritrovato Braccetto, dove deve fare sì impostazione, ma deve fare anche fase difensiva. Non l'ho visto nell'azione del cross di Lazovic, non ho visto dove era Di Lorenzo. Devo andare assolutamente a rivedermi le azioni del gol, perché la reaction è una cosa, l'analisi ne è un'altra. Però Di Lorenzo dovrebbe stare lì sulla fascia. Hai pigliato Rafa Marin, tanto che è scarso Rafa Marin, evidentemente sì. Evidentemente sì. Poi non si è visto nemmeno tanta reaggressione, non si è vista quella voglia di dire il pallone non lo tocchi proprio oggi, caro Verona. Noi siamo il Napoli e su tutti i campi ti dimostriamo che non l'ho visto da parte dei ragazzi tutto questo. Ho visto il solito Napoli, il Napoli di Mazzarri, di Calzoro, di Garcia, il solito Napoli che si scambia il pallone, se riesce il passaggio filtrante, solito Napoli. Non ho visto questa grande differenza, onestamente. Un Conte morbido. Può essere che ha studiato con Mazzarri insieme all'anno scorso. 5 difensori più 2 centrocampisti difensivi, nemmeno al fantacalcio e alla PlayStation te li fanno schierare. Sì, se fai il mantra no, perché uno deve essere M, uno deve essere C. Io sto studiando perché il mantra non lo conosco bene. Come si fa a rimpiangere? E infatti non li rimpiangerò, caro Andrea, voglio solo capire però con chi li sostituiamo. Domanda per Guido, che per oggi è impegnato. Vista la violente contingenza, divago volutamente, gli chiedo il suo autorevole parere. No, amico mio. Guido ha un canale, Guido Gentile Piano Sequenza, dove parla di cinema, e vi giuro che se gli fate domande sul cinema, anche su video che riguardano altri film, vi risponderà. Purtroppo non è possibile farlo qua e non in questo momento, con 1200 persone collegate che non lasciano il like e che stanno tutte arrabbiate. L'unico giocatore che stiamo prendendo, Neres, andrebbe a sostituire l'unico giocatore con un briciolo di personalità che abbiamo, Ngong, l'unico che prova a saltare l'uomo insieme a Cavani. Sono d'accordo, Davide, non lo capisco. E amo Neres, dagli highlights che ho visto, mi sembra un buon giocatore, non lo capirei. Lazio-Venezia 1-1. Nel frattempo, perché Castellanos risponde ad Andersen, c'è anche Cagliari-Roma, il Bologna ha pareggiato con l'Udinese, avevamo l'opportunità, no, non ne parlo. Sono 2 anni che togliamo e non sostituiamo, perché Kim, Lozano e Elmas, da chi sono stati sostituiti l'anno scorso, stiamo sostituendo con un anno di latenza. Sì, perché Kim è sostituito da Buongiorno quest'anno, Lozano si era pensato Lindstrom, ma non era così. Lozano in teoria lo stai sostituendo con Neres, e Elmas, che doveva già sostituire Zielinski, non sostituito da nessuno. In teoria, avendo cambiato modulo, probabilmente tu stai sostituendo Zielinski con uno Spinazzola, cioè Mario Rui con Spinazzola, l'hai sostituito con Rafa Marin, praticamente no, Ostigard l'hai sostituito con Nathan, no, l'hai sostituito con Juan Jesus, perché hai aggiunto un difensore e hai tolto il centrocampista, quindi la sostituzione uomo per uomo non si può fare. Sono pochi 700, me ne vado. Mi ero messo pure la cravatta. Allora, non lo so se sono arrivati altri like, fatemelo sapere, ma adesso è il momento di leggere tutti i vostri messaggi. Notizie di Conte ha parlato, me lo dovete far sapere voi, ovviamente. Tutti a criticare la prima giornata, smettetele e aspettate. Ale, ma che dobbiamo aspettare più? Fammi capire. Mi fai capire che dobbiamo aspettare più. E facciamo la critica all'inizio mercato e si dice ma aspetti, il mercato è appena iniziato, e ci siamo. Facciamo la critica a metà mercato, ma il mercato è ancora lungo, e vabbè. Facciamo la critica quando facciamo 0-0 con il Modena, ma è a calcio d'agosto, e vabbè. Facciamo la critica quando è cominciato il campionato e dobbiamo dire che il campionato è ancora lungo, e vabbè. E quando faremo la critica a metà campionato mi dirai che ci sta ancora tutto il girone di ritorno, e vabbè. E quando il campionato sarà finito, che mancheranno 4-5 partite, mi verrai a dire che ci saranno 4-5 finali da vincere per raggiungere l'obiettivo dell'Europa.
E vabbè, e non ti ricorda che tutto questo è quello che è successo l'anno scorso? O presidente sa país, e quindi dobbiamo fidarci che a gennaio spenderà i soldi e metterà a posto la squadra. E abbiamo voglia di aspettare. Io penso che il tifoso abbia diritto di essere preoccupato e di dire la sua. O dovete fare i tifosi, dovete fare solo i tifosi, solo tifare. Ma che significa solo tifare? Che cosa vuol dire solo tifare? Possiamo essere anche arrabbiati e possiamo essere delusi da una squadra che non funziona? Penso proprio di sì. Non potremmo criticare prima, non potremmo criticare Miz, non potremmo criticare Rob. Vabbè. Allora, forza Nap. Chiuso la live, forza Nap. Mancano giocatori veri, ma evitare almeno un 3-0 dall'allenatore esperto. Il Verona non ha Lukaku. Non ha Lukaku, esatto, Rob. Quindi tu dici non serve Lukaku per fare 3 gol. Senza dubbio. Ma serve un'idea di gioco. Serve una cosa su cui tu sviluppi il tuo gioco. E se hai un'idea e non hai giocatori con cui vuoi fare quest'idea, non può funzionare. Conte chiede umilmente scusa ai napoletani. Sono arrivati discorsi da parte di Conte? Aspetta. Mandato le parole di Conte sul topic vocale. Fammi vedere subito se riusciamo a recuperare questa cosa, perché lo capiamo, lo capiremo. Vocali. Quanti vocali, aiuto. Silenzio stampa, non ci posso credere. Antonio Conte, dopo la partita, prestazione inaccettabile, troppo passivi dopo il primo gol. Nel primo tempo il Verona non ha mai tirato in porta e c'era solo una squadra in campo. Dopo l'1-0 ci siamo sciolti come neve al sole. Mi assumo tutte le responsabilità, farò di tutto per aiutare il Napoli. C'è da chiedere umilmente scusa al popolo napoletano che ci segue con passione. Preoccupante vedere come la squadra si sia sciolta alle prime difficoltà. Non è facile risolvere questo problema e lo dico perché penso di avere l'esperienza giusta per farlo. Non apro la bocca per dar fiato alle trombe, non vengo per pettinare le bambole. Possono arrivare 1, 2, 3, 4 giocatori, ma dobbiamo risolvere altro. 1, 2, 3, 4 giocatori e dobbiamo risolvere altro. Osimhen, fila di ritiro, si è allenato a parte. Come mai non gioca? Dovete fare questa domanda al club. Ovviamente, al di là del singolo giocatore, bisogna avere un atteggiamento di maggiore personalità, con più voglia. Nelle difficoltà questi ragazzi fanno fatica, è una cosa grave che non si allena in poco tempo, bisogna crescere a livello di mentalità. Siamo fragili mentalmente. Dario Costa. Quello è l'Hellas, ha giocato bene solo metà del secondo tempo, ma il Napoli è proprio fuori forma. Spero per voi in una ripresa. Vedi? Forza Butei. Spero per voi in una ripresa e rapida, amico mio. E allora tu sei dall'altra sponda e con grande sportività vieni a salutarci e ti mando un abbraccio gigante, Dario. Un abbraccio bello forte. I ragazzi nelle difficoltà fanno fatica e non alleni questa cosa in poco tempo. Umiliante. Buon anno nuovo che ci farà tanto male. Mamma mia ragazzi, che botta. E io ricordatevi che il mio motto c'è di tenere i toni il più basso possibile. Non voglio aizzare gli animi e le cose, però è veramente difficile. Io sono l'allenatore e aggiunge anche se sono l'allenatore da un mese, e questa cosa pure la sta ripetendo sempre che è solo un mese, però dobbiamo cominciare a vederla anche la mano tua. Però ripeto, se tu parti dal discorso che Conte è Gesù Cristo e trasforma i giocatori da pani in pesci, cioè da acqua a vino, e allora è normale che tu sei deluso, ma Conte deve fare di più e non è possibile. Se così, se parti da questo presupposto, sì. Se invece tu parti da un presupposto che Conte ha fatto bene, sì, ma in società in qualche modo protettive, che avevano a disposizione una certa struttura, una certa cosa, e che invece venendo qua, la prima cosa che si città contro ti sentirai male, ti renderai conto che non ti arriva il rigore che ti sblocca la partita. Dipende sempre dai presupposti.
Una cosa buona, Anghissà, tenuta atletica buona, gioco pessimo, questo Verona con questa squadra si batte 2-0. Mettere JJ non è un messaggio, non lo so se è un messaggio. Allora, buongiorno, ok? Buongiorno infortunato, devi fare di necessità virtù, hai varie possibilità. Metti Olivera lì, però poi non hai più nessun cambio fresco per fare fiatare Spinazzola, e credo che da dati che loro raccolgono si sono resi conto che Spinazzola più di un'ora non può fare, e quindi non avendo Zerbin nemmeno non c'hai nessuno da mettere lì. Dovresti spostare, levi Spinazzola, metti un Rafa Marin e sposti Mazzocchi di là, come hai fatto poi nel secondo tempo. Questa è una cosa, quindi per questo secondo me non ha messo Olivera. 2, Nathan te lo sei tolto perché evidentemente non funzionava. L'altra opzione era Rafa Marin da mettere a sinistra, quindi con il piede proprio non suo. Lo ha fatto a 4, si può adattare un destro che gioca nella linea di difesa a 4 anche a sinistra. Lo abbiamo visto con Koulibaly, lo abbiamo visto con Kim. Evidentemente non ti dà quelle garanzie in questo momento Rafa Marin di metterlo adattato. Avresti dovuto spostare un Di Lorenzo di là, mettere Rafa Marin, diventa un adattamento. Guardate quanti giocatori poi adattati che non funzionano. Lo stesso Politano lì tra le linee è un adattato perché deve partire dall'esterno e si deve accentrare, invece già si trova al centro nell'intruppo dei giocatori, e pure qua non mi convince, là, io lo preferisco esterno, ma vabbè. L'obiettivo di quest'anno è ritornare in Europa e non mi riferisco alla Champions League. Dovrebbe essere proprio un discorso chiaro a livello comunicativo. Signori, e io ci ho provato a farlo capire, ma io sono troppo piccolino. Signori, la situazione è molto molto difficile. I sigari, tutto quello che volete voi, ma la situazione è molto difficile. Il progetto è di 3 anni. Rendiamoci conto, i tifosi devono capire, devono avere pazienza, che le cose da fare sono troppe per essere tutte risolte in una tornata di mercato, non siamo in grado di farlo, di conseguenza dobbiamo sfruttare questo mercato, dobbiamo sfruttare il mercato di gennaio, e il primo anno si chiama damage control, il controllo dei danni, devi fare meno danni possibili, stai andando a picco, devi fare meno danni possibili. Il controllo, devi sperare che da 10° finisci 8°, 7°, 6°. Il secondo anno metti a posto altre cose, ti sei reso sempre però con perché hai scelto Conte e te lo devi tenere per 3 anni e ti devi fidare di quello che ti dice. Il secondo anno, ancora una volta, conosci ancora meglio i giocatori che vanno bene e che non vanno bene, ti liberi delle ultime zavorre, completi la squadra e fai un ulteriore saltino in avanti. Arrivi quarto, arrivi terzo, così. Dopodiché il terzo anno, con le altre cose, perché sono tornati i soldi della Champions League e il monte ingaggio l'hai tenuto comunque basso, ecco che il terzo anno provi l'assalto finale se qualche squadra ti viene meno. Questa doveva essere la comunicazione del Napoli, non doveva essere sì, è più forte, i soldi, facciamo quello che le altre non servono a niente. Perché se le altre con i debiti comunque mettono i tasselli che servono, con una base che ha detto Conte che è già quella che è, e tu con i soldi non sei riuscito a farlo, è molto peggio. È molto peggio. Quindi questa doveva essere la comunicazione che avrebbe dato anche meno dolore a un tifoso del Napoli che dice mamma mia, ma ha cominciato con 3-0 e allora si cola a picco, e invece tu dici ma sai, alle volte quando non puoi vincere è meglio pareggiarla. Diventa immediata la battuta, che poi non è neanche una battuta. Poi devo pensare positivo, siamo troppo carichi per il ritiro, quindi non abbiamo energia, mentre il Verona ha fatto qualcosa di diverso, ma ci devo veramente credere in questa cosa. Lo so, Francesco, poi noi cercheremo degli appigli per non andare noi poi in depressione, eppure i giocatori va a finire che vanno in depressione. Quindi ci può stare che le gambe pesanti, perché stai facendo una preparazione a cui alcuni non sono abituati, e quindi magari poi volerai ad aprile, ma se voli ad aprile che hai perso troppi punti per strada è un problema. Quindi se si potesse scegliere a tavolino di essere pronti subito fisicamente, io avrei scelto di essere pronti subito fisicamente e di aggredire, di azzannare
le prime giornate dove tu potevi mettere tanti punti che ti danno anche fiducia, mettono un po' di paura alle avversarie e poi con quelli le gambe vanno meglio, e invece no, se hai fatto una preparazione che è pesante adesso, anche quello può essere considerato un errore, perché tu devi arrivare al 18, ma quello è calcio d'agosto, d'agosto comincia il campionato, non si può più parlare di calcio d'agosto come una scusa, il campionato comincia ad agosto, e per noi è cominciato anche prima, perché la Coppa Italia è cominciata prima, e devi essere pronto per questa cosa qua, non può esistere, l'altra squadra ha fatto la cosa più leggera, devi essere pronto, altrimenti è responsabilità tua. E i like, veramente, ecco, ci siamo quasi, ma possiamo arrivare a 950. Possiamo arrivare a 950, ci credo. Perché non ha giocato Rafa Marino a posto il buongiorno? Se la prima riserva in difesa è JJ, siamo messi male. Stefano, l'ho spiegato testè, l'ho spiegato ora perché non ha giocato Rafa Marino, perché se lo metti adattato evidentemente non convince. È arrivato un giocatore che, non dico al pari di Nathan, perché ha giocato in Spagna invece che in Brasile, magari è superiore a Nathan dell'anno scorso, però non già pronto per dire io preferisco lui a Juan Jesus. Oppure può essere la cosa, però io non credo che Conte decida volontariamente di mettere uno più scarso per dare un segnale alla società. Il suo segnale alla società lo ha dato verbalmente, poi Conte avrebbe preferito vincerla questa partita. Penso che su questo siamo d'accordo, no? O pensate che Conte preferisce perdere punti in campionato pur di dimostrare che Juan Jesus è scarso? Non credo che poi alla fine stringi un allenatore faccia questo tipo di suicidio tattico e tecnico e calcistico. Penso che per lui Juan Jesus gli dava più affidamento in impostazione rispetto a Rafa Marin e non è andata. 900 like. 900 like. Secondo te c'è un blocco di Lukaku da parte di Dela? Non è un profilo da Napoli, però è strano che non ci muoviamo subito per la prima punta, ma per l'esterno destro sì. Sì, è strano perché ti ripeto, là io vedo che Neres è doppione di due che abbiamo già. È più forte, però è doppione. Il fatto che noi prendiamo Lukaku cozza con l'idea di De Laurentiis di prendere un giocatore che poi ti puoi rivendere. È una novità assoluta, lo sappiamo bene. Però nel momento in cui tu stringi la mano a Conte ti dice: con Osimhen che si fa? E De Laurentiis dice: purtroppo con Osimhen dobbiamo valutare noi le cose, perché abbiamo fatto quel rinnovo per vendercelo e quindi lo dobbiamo vendere. E Conte in quel momento ti deve dire: ok, la mia punta è, e se tu De Laurentiis hai sentito Lukaku e non ti convince, non puoi prendere Conte perché altrimenti gli dai l'alibi. E già il fatto che lo prendi tardi, senza aver fatto tutta la preparazione, senza essersi affiatato, magari sta in formissima, però dobbiamo vederlo, è un errore, che hai perso punti, hai buttato dei punti per non fare questa cosa qua. Vediamo. Quando hanno segnato il primo gol ho pensato e quando facciamo 2 gol noi, penso sia significativo, Kepler. Purtroppo il paragone col Milan lo devi fare subito, perché anche il Milan è andato sotto clamorosamente col Torino, non col Verona, col Torino, che ha una squadra un pochino più dignitosa, più forte, però il Milan è andato sotto di 2 gol e si sono messi là e hanno pareggiato all'ultimo. E l'Inter è andata sotto, poi è andata sopra e poi hanno pareggiato all'ultimo col rigore, l'ingenuità. Intanto non hanno perso, cominciato male anche per loro, ma non hanno perso. Vediamo che cosa farà la Juventus, perché quelle 3 le consideriamo fuori dai giri, e vediamo che cosa succede con le altre che dovrebbero essere le nostre competitor, no? Dobbiamo arrivare sopra la Fiorentina, dobbiamo arrivare sopra al Bologna, dobbiamo arrivare sopra alla Lazio, vediamo la Roma come si comporta, e non dobbiamo fare una partita, un campionato insieme al Torino, non possiamo proprio farlo. Cerchiamo di ascoltare qualche messaggio, così riprendo un po' di fiato. Ciao a tutti amici bellini, innanzitutto buon campionato a tutti e speriamo in un buon percorso che già non è iniziato bene. Che dire di questa partita? Ci sarebbe tanto da dire su questa partita, ma il canale non è mio, lascio la parola al caro amico bellino Valerio.
da parte mia, io personalmente non ho visto l'effetto Conte. Questa squadra di Conte non ha niente, non ha né il carattere né il carisma, né non mette paura a nessuno, non ha un effetto reazione quando ha subito il gol né col Girona né col Verona oggi. Noi nel secondo tempo non siamo entrati in campo, ci hanno masticato e sputato come fossimo un chewing gum di bassa qualità, tra parentesi. Io spero che qualcosa migliori, ma qui ovviamente è sempre colpa che parte dalla società, una lentezza del mercato impressionante. Speriamo bene ragazzi, io vi abbraccio tutti e buona trasmissione. Nel frattempo c'erano grandi esultanze. Comunque sì, non ho capito qua il messaggio vocale un po' silenzioso, un messaggio vocale di riflessione. Ah, ecco, questo è il silenzio stampa di Vincenzo. È chiaro. No, bisogna solo sperare che Conte non appenda, perché se Conte appende è la fine e dobbiamo lottare per non retrocedere. Ci dobbiamo mettere in testa che quest'anno dobbiamo galleggiare e che a settembre dell'anno prossimo cambino 10 giocatori, cioè quest'anno è veramente di transizione, sperando di non retrocedere. E quello, ragazzi, senza parlare di retrocessione, perché no? Perché ci sono squadre molto più scarse, il Napoli non retrocede e non può essere. Non può essere. Deve cadere non lo dico perché l'anno scorso avete visto che cosa è successo con la Champions. Quindi non lo diciamo, facciamo attenzione, però non lo diciamo. E il fatto dell'anno di transizione sicuramente sì. Sicuramente sarebbe bene essere chiari. Come è uscito Kvara, il Napoli si è sciolto e poi non ho visto la voglia di rivalso, cattiveria nel Napoli. Vero, non l'abbiamo vista, purtroppo non l'abbiamo vista. Ma davvero abbiamo una difesa così? Qua cercavamo un attaccante, ma la difesa fa ridere. Sì, caro Fiorenzo, purtroppo l'acquisto che hai fatto per migliorare la difesa oggi era infortunato, perché buongiorno, un po' più di attenzione, magari un po' più di impatto con i difensori, con gli attaccanti avversari ce l'avrebbe avuto, voglio pensare, voglio sperare, insomma, là hai fatto l'acquisto e anche un po' di sfortuna perché ti è venuto meno proprio al momento della partita. Un allenatore prepara la partita, l'altro sputa merda e asfalta sulla sua squadra, il primo vince. E non lo so a chi ti riferisci. Un allenatore prepara la partita, l'altro ho capito a chi ti riferisci, ma che se ti riferisci a Zanetti sì, ma non possiamo dire che il Napoli doveva prendere a Zanetti, non è quello che intendi sicuramente, però vi dovete rendere conto che si arriva a questo perché hai preso questo personaggio e non dobbiamo essere sorpresi o sconvolti e via da Conte. Conte l'ha sempre fatto anche con squadre forti. Se tu con una squadra che non è forte hai preso Conte, sai che il 18-17 agosto lui ti dice questo e che vogliamo parlare? Un gong punto sarebbe una bestemmia? No. Ragazzi, ma cosa vi aspettavate? Cioè, non è che potevate aspettarvi chissà che cosa. Quello Conte lo sappiamo, se non ci diamo quello che vuole lui fa la piangina, quindi adesso piangerà e vediamo un attimino. Quello purtroppo io se hai un Osimhen, a prescindere, io lo faccio giocare, lo porto in panchina e lo faccio entrare, ti sto pagando 10 milioni e passa netti, tu devi giocare, non che metti a Shadira. Che cazzo devi fare? Un kebabaro quello, non è un giocatore. Cazzo, stai molto attento Pino, perché qua abbonati e buoni vi tolgo da mezzo, stai molto attento. Andiamo avanti. Con gong punta sicuramente è una possibilità. Ma non lo so se lo vede, o meglio credo che sia la situazione di emergenza che Conte tatticamente ha individuato per aumentare l'offensività quando sei in difficoltà. Ngong entra al posto di Mazzocchi, quindi si fa la fascia dove non tieni più niente da difendere e può fare le sovrapposizioni con Politano ed essere un pochino più offensivo. Yamma Baré. È razzismo, caro amico mio. Cosa ha detto di sbagliato? Certi appellativi che poi fanno riferimento all'origine geografica
sono acerbisti e quindi dovete stare molto attenti con me, perché non si passa. Vi recupero domani, un pensiero a volo, inizio fisiologico secondo me, voi per le scorie dell'anno scorso, voi per la rosa incompleta, lasciamo lavorare e armiamoci di santa pazienza. Sono d'accordo Valentina, messaggio saggio, e inizio fisiologico sì, e noi avevamo previsto un inizio così, cioè difficile, un inizio faticoso. Si sperava che l'inizio faticoso non lo dovessi pagare con i punti, più o meno quello che è successo col Modena. Col Modena è successo che sei riuscito a passare, hai fatto 0-0, ma essendo una finale, se vai ai rigori e ti è andata bene, purtroppo, qua, anche se avessi fatto 0-0 avresti perso 2 punti. Visto che hai perso 3-0, hai perso 3 punti, dovevi fare 3 punti con il Verona, e quindi diventa pesante. Cioè l'inizio faticoso diventa pesante e oltre ad aver perso tempo, cominci a perdere anche terreno. 960 like. Esatto. E purtroppo lo capisce chi sta all'estero e non lo capisce chi sta in Italia. Ma andiamo avanti. Una cosa c'è da dire: Kvara massacrato di botte, come sempre, amico mio, come sempre, e qui non c'è dubbio. Kvara si deve cade. Cercate di capirmi, io sono molto mentalizzato contro le simulazioni. Kvara non simula, Kvara prende botte vere, però sta accadendo un po' troppo facilmente delle volte, però lo capisco, nel senso che è un'autodifesa lì. Mi rendo conto che Kvara si butta a terra per non prendere un altro calcio, e qua dice: al primo che prendo cado, almeno l'azione finisce e non ne prendo un altro, perché poi ne va dell'incolumità di un atleta, che l'unico modo che hanno per neutralizzarlo è andargli addosso così, e purtroppo lo subisce questo tipo di gioco qua. McTominay era l'acquisto in mano al posto di Brescialini. Chi scommette che non viene? Emanuele, ne ho parlato estensivamente negli ultimi 2 video, è un'operazione complicata. Capisco il profilo del giocatore, che è un centrocampista che dovrebbe avere più gol nelle gambe, ma è un'operazione complicata. È un'operazione dove devi non puoi fare il prestito, devi convincere il Manchester United a trattare sul prezzo. Lo puoi fare perché è un giocatore che sta in scadenza, però è entrato nel finale della partita, stavo quasi per segnare, ha poi segnato Zirkzee. Può essere pure che loro se lo tengono un altro anno, e tu devi convincerli col prezzo, e non è facile. Devi convincere il giocatore, vuole solo il Napoli, l'abbiamo sentito da parte di tutti che voleva solo il Napoli, e poi alla fine si vuole solo il Napoli, però vuole 4 milioni. Siamo disposti a dare 4 milioni a McTominay? Non lo so, vista la lentezza e visto la scelta, le politiche del Napoli. Allora, ti ricordi quando nella scorsa stagione diceva: non è vero che non si può fare peggio? Dopo questa sconfitta ho pensato a te, non voglio essere catastrofico, ma stiamo attenti. Massimo, purtroppo sì, e l'ho dovuto ripetere su Twix. Era un mantra che sentivamo da tutti: peggio di così non si può fare. E io vi ho detto: attenzione, non sta scritto da nessuna parte, perché è facile scivolare. Quando tu prendi la rensecata, è facile scivolare e risalire, che è difficile. C'è tempo, le squadre davanti, troppe squadre davanti, la risalita è faticosa, troppe squadre in mezzo, tu fai una vittoria, ne fai 2, e le 3 vittorie consecutive. Indubbiamente c'è incompetenza. Conte sta senza centrocampisti e danno precedenza a Neres, che giocano un ruolo che al momento siamo super coperti. Stiamo spendendo soldi e non prendiamo neanche le prime scelte nei titolari. Che qualcuno ci salvi. Sono d'accordo, Sime deve assolutamente giocare. Sente essere del Napoli, non posso perdere punti perché ti dobbiamo vendere. Esatto. E qua qualcuno dirà, qualcuno dirà: ma pure Cop Miners non sta giocando nell'Atalanta. E a me che me ne frega? La mia risposta è: che mi interessa? Io non devo copiare le cose sbagliate degli altri, io devo copiare le cose buone degli altri. Ci sono giocatori che pure sono in uscita ma che giocano, e finché giochi ti fai vedere, ti mostri anche che invece che è la paura che si fa male. E se è la paura che si fa male, vuol dire che è un giocatore estremamente fragile, e vuol dire che ha ancora meno appetibilità. Invece tu devi stare con la tranquillità che dici: oh sì, guarda che precampionato che ha fatto, lo vuoi?
Guarda che anche col Verona, se non ci fosse stato lui, il Napoli avrebbe perso 3-0, invece con Osimhen il Napoli se la cava. Oh, e dovresti dimostrare che il ragazzo ha valore, invece così in questa teca, lo metti nella teca. Poi bisogna anche chiedersi, è il Napoli che ha deciso di non farlo giocare perché Manna ha detto noi abbiamo voluto preservare il gruppo, o è pure il ragazzo che non vuole giocare? Questa è una domanda che si può fare specifica a Conte. Conte già ha detto che dovete parlare con il club, e allora dovreste chiederlo a Manna. Ma proprio non la situazione Osimhen, no, proprio domanda seria. Ma Osimhen non gioca perché lo ha deciso il club o Osimhen non vuole giocare lui? Si può avere la domanda seria, perché oramai siamo a carte scoperte, tutti sanno che il Napoli deve vendere Osimhen, tutti sanno che il Napoli vuole prendere Lukaku. Quando andiamo al conquibus? Sono discorsi veramente difficili, deve lavorare purtroppo. Vi saluta. Leggi le dichiarazioni di Conte. Allora, nel frattempo sono volati tantissimi, però i messaggi vocali, se vi rispondete tra di voi, poi diventa difficile capire quali sono messaggi vocali veri. Devono essere solo i vocali che così. Conte, a mia domanda in conferenza stampa, c'è solo da vergognarsi, mi vergogno io come allenatore. Poche volte mi è capitata una cosa simile sia da giocatore che da allenatore. Oggi il mio cuore sanguina, vediamo se sanguina anche a qualcun altro nei prossimi giorni. Domanda di Tancredi Palmeri a Conte. Conte, devo capire se il malato è troppo grave a Sport Italia. E guarda come godono i vari Tancredi, i vari Crescitil. Ma gliel'hai dato tu l'assist. Hai prestato tu il fianco per creare tutto questo. Purtroppo è così. Per Cop Miners l'offerta c'è. Esatto, però non l'accettano perché vogliono di più. Il fatto di Coop Miners si sta trattando su quei pochi milioncini, eccetera, eccetera. L'offerta per Osimhen c'è o non c'è? Questa è una domanda che io mi faccio. Ti ha fatto l'offerta il Paris Saint-Germain? Se te l'ha fatta di 80, devi accettare su 35 per Lukaku. Te ne rimangono, quante te ne rimangono? Comunque una 40. Devi accettare subito, che stai aspettando? E invece evidentemente quella cosa, no, 130, non vale 130. Il giocatore vale quello che ti offrono, non quello che decidi tu. E se te ne offrono 80 ti vale 80. E se 80 è poco, un'altra squadra dice ok, 85 e si va all'asta. Evidentemente non è così. E avete voglia di dire ma quello è fortissimo, lo so, ma è anche problematico. Ed evidentemente tutte le squadre prima di spendere una certa cifra si fanno due conti, e su Osimhen una cifra del genere non la investono perché è un problema, rappresenta un problema. Se fa una live di Instagram è un problema e mi manda a fanculo tutti, ma non si può fare. Quindi vale quello che ti offrono, non vale quello che decidi tu, purtroppo. Ai media serve il Conte polemico, ma io credo di avere l'esperienza per dire certe cose, non parlo mai per non prendere delle responsabilità, io ci metto sempre la faccia. Siamo arrivati a 1000 like, siete forti, voi siete forti. Il Napoli in questo momento è un po' scarso, però voi siete forti. Non parliamo di retrocessione, ci sono squadre ben peggiori di voi, però Luigi, questo è un messaggio di grande brillantezza. Un messaggio sarcastico, il giusto e molto 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 intelligente. Purtroppo abbiamo perso l'effetto Conte, in quanto abbiamo fatto il precampionato senza dargli 11 titolari. Che succede se non vendiamo Osimhen? Ad oggi siamo da parte destra della classifica. Sì, Mauro, e se un'altra squadra non prenderà 3 gol saremo ultimi in classifica. Capiamoci. Nel frattempo io lo do uno sguardo. La Lazio è passata in vantaggio. Aiuto, mamma mia. Zaccagni sul rigore. Vediamo che fa la Roma. Classifica, è troppo presto per vedere la classifica. Avete ragione, è troppo presto. Il campionato è lungo. Facciamo a muovere. Ci dobbiamo dare una mossa, una regolata, una sferzata, una reazione che non ho visto. Ma pure 50, ma sì, ma pure 30. Ricordate che con 5 milioni con Osimhen fai plus valenza. Si è capito che tanto si deve deprezzare, anche se dobbiamo capire che tutti i suoi problemi non fanno sì che vale molto molto meno di quello che pensa il Napoli. Lo so Alessandro, ma quello è il problema.
Allora, è proprio questo il punto. Con Osimhen, Simeone, Rui non si può pretendere la super plusvalenza, deve rendersi conto che deve arrefondere. E hai fatto degli errori l'anno scorso, benissimo, e ne paghi le conseguenze quest'anno. E se è vero quello che ci hanno raccontato che abbiamo i soldi, non ne paghi nemmeno le conseguenze. Io ricordo che il Napoli aveva le riserve, aveva il bilancio inattivo, tutta una serie di cose. Ma questi soldi li rimetterai in circolo così. E perché non sono stati rimessi in circolo? Facciamo il calcolo su quello che sta succedendo adesso e quello che è successo l'anno scorso, non lo mettiamo in calcolo. Ci stanno o non ci stanno questi soldi? Ce lo accendiamo questo sigaro o no? E ripeto, il problema non è nemmeno spendere i soldi, perché il Napoli bene o male li ha sempre spesi, e spendere i soldi non è il problema, è dove li spendi, quando li spendi e come, perché molto spesso non è stato il problema che non spendi i soldi, ma che li hai spesi male, semplicemente male. Buonasera. Conte in conferenza ha detto che la cosa più preoccupante è che i giocatori nelle prime difficoltà si sciolgono come neve al sole e sarà molto difficile lavorare su questo aspetto. Sì, e i numeri, noi li facciamo buoni i numeri. Su Osimhen il discorso è ampiamente condivisibile, ma se ti fa una live a capo di cazzo su Instagram non è che spendendo 80 milioni invece che 100 risulta un problema meno. Sì Maria, ma tu se stai investendo una cifra importante devi avere un giocatore a 360 gradi che non ti crea nessun problema. Se abbassi tu dai un valore a quello che può essere il problema di Osimhen. Magari per qualche squadra dice non mi interessa, io lo voglio quello pazzo che anche fa discutere sui social e lo prendiamo così. Altre squadre invece magari hanno un codice etico un pochino più restrittivo, eccetera eccetera, e dai un valore. Metti sulla bilancia quello che significa un giocatore problematico, un giocatore meno problematico, e dici ma io bene o male i gol li faccio in qualche modo, non mi serve al punto da rischiare l'immagine del club o mettermi in mezzo a delle polemiche che non voglio avere. E molto spesso si va al di là di quello che è il risultato sportivo. Per alcune società è più importante avere una reputazione. Ognuno mette sulla bilancia il tutto e probabilmente 100 no, ma 50 sì. Il problema ti resta, però almeno non dici ho speso tanto con il problema, ho speso di meno con il problema, e tu ti spieghi l'abbassamento del prezzo almeno con questa problematica. La società conferma la sua totale inadeguatezza per issarsi ad un livello superiore alla bancarella del cocco di Bellarvia. Raspadori perché non si vende per fare cassa e si tira in gong che gioca benino? Non lo so, perché il Raspadori è un altro pallino di De Laurentiis, perché si è speso tanto e evidentemente se ti offrono adesso sei un po' deprezzato e non vuoi anche qua ammettere l'errore che hai fatto. C'ha grande mercato Raspadori perché se lo voleva la Juventus, lo voleva però dandoci il problema Chiesa, il problema per loro Chiesa, ma non credo che ci abbiano fatto un'offerta solo cash. Lo vendiamo Raspadori, ma chi viene al posto suo? Chiedo sempre, perché va benissimo venderli tutti questi qua che sono scarsi, ma li sostituiamo? Oppure li mettiamo fuori squadra e in campo resta Turillo tutto l'anno? Buonasera, ma a maggior ragione avendo la coperta corta nella difficoltà del segnare, la di evitare la difesa a 3 e Mazzocchi la titolare. Lo so amico mio, e come fa? Che dobbiamo fare? Difficoltà di difesa a 3 e Mazzocchi titolare, e che come fa? Chi doveva giocare? Di Lorenzo davanti, quindi togli Mazzocchi e quindi doveva giocare Rafa Marin, o volevi cambiare Fabio e alla prima occasione cambiare l'idea di gioco di Conte della difesa a 3 e mettersi a 4 un'altra volta? Ti ha proprio detto 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, non ne vuole sentire parlare, siete arrivati decimi. Come che vogliamo fare? Ma se Osimhen è un giocatore problematico per l'acquisto del cartellino, non dovrebbe esserlo anche per l'ingaggio? O i famosi 14 milioni sono una buttata giornalistica? Buona domanda Mariano, io non credo che hanno offerto 14 milioni, io non credo, perché altrimenti si sarebbe impuntato, probabilmente si sarebbe fatta sta cosa. Io veramente non credo che gli abbiano offerto tanto, 14 milioni. Secondo me è assai. Secondo me Osimhen può ringraziare se trova qualcuno che pareggia
l'offerta che ha fatto il Napoli, perché il Chelsea, che è una squadra spendaccionissima, a quanto ci hanno detto, ha offerto di meno di ingaggio ad Osimhen rispetto a quello che gli dà il Napoli adesso. Quindi 14 milioni del PSG la vedo difficile, onestamente. Poi non lo so, non lo possiamo sapere perché è una situazione torbida, torbidissima. Rocco, forse esagero, ma credo che il Napoli sia malato terminale e non lo salva nemmeno Gesù Cristo. Anche oggi 7-8 elementi che guardano in aria, mentalmente devastati, scoppiati, e siamo solo alla prima. E Rocco, io capisco la preoccupazione, molti stanno parlando, capito, di retrocessione, così. Io rigetto l'idea della retrocessione, ma non rigetto il fatto che deve andare per forza meglio dell'anno scorso. Cioè rigetto la retrocessione e rigetto l'idea ottimista che meglio dell'anno scorso deve andare per forza. No, si può fare anche decimi quest'anno di nuovo, si può fare undicesimi, si può fare sesti, settimi, può capitare. E l'idea di Gesù Cristo, l'errore a monte se qualcuno ha pensato che Conte fosse Gesù Cristo, e là ti fai tutta un'idea, e probabilmente anche i giocatori se la fanno, ti fai un'idea che questo arriva, cambia tutto, e invece è stata più profonda la ferita, è difficile da far rimarginare. Risultato di troppo entusiasmo e pochi fatti nel post scudetto, ora non possiamo fare altro che sperare in un miracolo. Date le vitamine a Simeone, pure Simeone poi come uscì, ha lottato sui palloni, però mi ricordavo un poco più performante, proprio poca roba. Manna sta facendo disastri, ma secondo me della Mendes e Chiavelli sono zavorre. Questa è un'altra domanda legittima, caro Emanuele, perché noi chiediamo a Manna di essere veloce, però non sappiamo se di fronte a delle operazioni poi c'è il veto economico e arriva un Chiavelli da dietro che dice no, Fonoruccio almeno 15 milioni altrimenti non lo dare. Arriva De Laurentiis dall'altra parte, no, Simeone in prestito no, deve arrivare per forza l'offerta a titolo definitivo. Questo non lo sappiamo. A Manna gli dobbiamo chiedere conto delle cose che alla fine si faranno perché sono state fatte in ritardo. Questo si può chiedere conto a Manna. Cioè Neres ti tornava utile probabilmente anche prima, se era un obiettivo definito che tu volevi fare per forza. Invece no, si è aspettato. Vediamo se il Napoli può fare prima Osimhen, Lukaku e poi facciamo Neres. Se non si può fare, nel frattempo facciamo Neres e nel frattempo hai perso tempo. Hai perso tutto il tempo, hai perso 3 punti. Perché hai perso 3 punti? Neres, ti serviva Neres per vincere col Verona? Sì, ma questo è uguale al discorso di dire ti serviva per forza Luca, il Verona non ha Lukaku, non ha Neres, ti ha vinto lo stesso. Sì, è il discorso del principio. Con un allenatore come Conte gli devi dare la squadra che vuole subito, se no si crea questa cosa depressiva che lui non c'ha quello a disposizione, le situazioni oggettive. Conte è l'uomo più felice del mondo. Dai, sono solo 37 finali. Sono solo 37 finali. L'errore è stato quello di parlare di tutto tranne che della partita col Verona. Si sta commettendo l'errore di non pensare alla partita col Bologna. Giusto, Antonia, giusto, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Questa è una cosa, ho detto a inizio live. Quando si deve parlare di tattica, chiedo a Conte anche di parlare di tattica. Fategli le domande giuste però, non fategli le domande il 4-3-3, aggiungi una punta. Fategli le domande giuste e parliamo di campo. Se Conte continua a rispondere solamente mi manca il mercato, è un problema di Conte, che conosciamo benissimo, che però non ci deve piacere per forza. Quindi occhio sempre, il famoso silenzio stampa, perché poi già li leggo i commenti. E se Conte si deve solo lamentare è meglio che non parla. No, è meglio che non parla, no. Deve parlare, deve farci sapere le cose, noi dobbiamo avere una percezione più chiara di quello che è il suo stato d'animo, di come i giocatori stanno reagendo a delle parole, eccetera, eccetera. Cosa vi ho detto nel video di ieri? Spalletti aveva l'atteggiamento opposto. Di fronte alle difficoltà Spalletti diceva ho tutto quello di cui ho bisogno per fare la partita. Conte invece ha detto mi manca quello e Maria Stella, non poi faccio Colisacco e poi vediamo. Opposto, 2 possibilità: o i giocatori si esaltano come con Spalletti
si sentono apprezzati e quindi anche le seconde linee danno il massimo, oppure si sentono spronati da Conte che gli dice siete scarsi. Non è andata così. Non si sono. Mazzocchi non ha fatto il miracolo, Juan Jesus non ha salvato il gol sulla linea e non è successo il miracolo così. Quindi abbiamo la possibilità di riprendere Spalletti e fare il discorso Spalletti? No, ci dobbiamo tenere a Conte. Hai scelto Conte, devi difendere Conte e devi portare avanti il discorso di Conte. Questa è l'unica soluzione che ha il Napoli. Non facciamo l'errore di dire Conte out, altrimenti salutiamoci. Mi metto a parlare della Premier League. È l'unico modo. Faccio i video in inglese con AI, con l'intelligenza artificiale, e parlo della Premier League. Parlerò dell'Ipswich, è una bella squadra. C'è Tuanzebe. Allora, dove sta? Stavo perdendo. Rocco. 2 parole sulla conferenza pre-partita. Al netto della schiettezza ha dato molti alibi alla squadra, che infatti è sparita alla prima difficoltà della serie. Vabbè, tanto per lui siamo scarsi. Esatto, Rocco, che proprio era il punto del video di ieri. Io non so se tu l'hai visto, se non l'hai visto ero nei boschi e ti consiglio di andarlo a recuperare, perché è stato un video cruciale che è stato visto da molte persone ed è piaciuto. Avevi queste 2 possibilità. Conte è così. All'atteggiamento di Conte si può reagire come hai scritto tu, cioè i giocatori dicono non è arrivato Lukaku, non è colpa mia. Anche loro si sentono l'alibi di non avere avuto tutta la squadra al completo, e quindi un po' quello è scarso, un po' sono scarso io, e si va avanti, tanto lo stipendio lo prendono lo stesso. Oppure potevano reagire, potevano avere una grande reazione d'orgoglio, poteva succedere tutte e 2 le cose. È successa la prima, non è successo niente. Non hanno avuto nessun tipo di reazione d'orgoglio e si sono lasciati andare in una partita indolente dove ci hai provato, perché non è vero che non ci hai provato. La maglietta sudata c'è quest'anno, dopo le grandi dichiarazioni, la maglietta è sempre sudata, Mazzocchi, Conte, fatichiamo, ma era sudata anche l'anno scorso, e non ditemi che l'anno scorso volevano perdere apposta. Anche l'anno scorso ci provavano al 99, al 95% delle loro possibilità. Il 200% che ha detto Conte non l'ho visto, onestamente non l'ho visto. Allora, De Laurentiis non può fare questo, ha perso l'occasione di iniziare un ciclo per pochi spiccioli e ora deve rifondare e persevera diabolicamente. Baroni guarda tutti dall'alto. La Lazio, la Lazio è un'altra squadra che a livello di società, no? Tutti i laziali si lamentano di Lotito, e Lotito fa delle cose, dice delle cose che pure io quando vedo Lotito dico mamma mia, meglio De Laurentiis. Poi vai a scavare, mercato l'hanno fatto, poi vediamo come andrà a finire. Io spero sempre di finire sopra la Lazio, per una questione proprio di organizzazione, di bacino di tifosi. Io spero di finire sopra la Lazio. Intanto loro hanno cominciato bene, il campionato è ancora lungo, mancano ancora 37 partite, purtroppo troppi giocatori fuori rosa, e questo modo sono difficili da piazzare, li vogliono solo in prestito, vedi Caetà, sì, e Stefano, e questa è un'altra cosa che poi ti diranno. Pure la Juve ha messo fuori rosa i vari Chiesa, cose, eccetera, eccetera. E non copiamo le cose sbagliate degli altri. Pure l'Atalanta, Lookman e Koopmeister, non copiamo quello, facciamo meglio. Non copiamo le cose sbagliate degli altri, copiamo le cose giuste. Sicuramente Spalletti dava più responsabilità e faceva salire calciatori importanti e forti, facendo overperformare alcuni. Sicuramente il modo di fare i conti con questi calciatori non funziona. Potrebbe funzionare. Questo è giusto come riflessione, nel senso che può funzionare con qualcuno e può non funzionare con qualcun altro. Magari Conte è abituato a certi atleti con una mentalità diversa, che nel momento in cui sono pungolati. Ricordate Spalletti come pungolava anche Kvara, a volte lo rimproverava pubblicamente, a volte se lo difendeva, a volte lo accoccolava, a volte gli diceva di non fare tutto da solo. È il capire, la sensibilità di capire anche i singoli giocatori. Qualcuno va spronato in un certo modo e qualcuno invece no. Speriamo che si capisca in fretta, insomma, perché altrimenti... Bene, Rock, bene. Mi fa piacere
Gilmour che calciatore è? È un altro Lobotka, uno che fa passaggi ma non tiri e lanci perché sennò non serve a nulla. No, dagli highlights che ho visto Gilmour ce l'ha il lancio lungo, tende alla verticalizzazione anche con la sventagliata, gol non tantissimi, un po' meglio a livello di tiri di Lobotka dell'anno scorso, però pure Lobotka sta andando al tiro, perché è proprio lo sviluppo del gioco che porta i due centrocampisti ad arrivare al tiro. L'avete visto oggi con Anghissà e Lobotka, che sono stati i più pericolosi. È simile a Lobotka per fisicità, perché non è grosso, però ce l'ha anche il lungo. Però Lobotka lo faccio giocare sempre, nel senso viene il vice Lobotka, non viene un titolare. Cerchiamo di capire, perché Lobotka è quello che comunque si salva in questa squadra, sempre in qualche modo porta la partita a casa. Insieme Lobotka e Gilmour secondo me perdi troppo di fisicità e Anghissà ti torna sempre utile, quindi stai prendendo una riserva, il che va benissimo, importantissimo avere le riserve, se no c'hai la riserva di oggi con Mezzoni, ma non stai prendendo il titolare, che deve far sedere Anghissà, non stai prendendo il titolare. Siamo scarichi mentalmente. Olivera sul terzo gol si fa superare facilmente, senza dubbio, squagliato. Secondo me dopo il secondo gol assurdo del Verona, Conte ha capito che deve diventare un pazzo sergente di ferro con questi ragazzi. Il problema principale è la scarsissima qualità. Kvara, qualcuno è successo, Kvara, giramento di testa, i colpi che ha preso evidentemente dietro la testa, ha continuato a giocare e poi dopo ha sentito vertigini, insomma, non ce la faceva. Sacramento, sostantivo maschile. Nella dottrina cattolica ciascuno dei 7 segni sensibili ed efficaci della grazia: battesimo, cresima, eucaristia, penitenza, ordine. Ma Ermoso non servirebbe per liberare Di Lorenzo esterno di centrocampo e sistemare 2 posizioni? Sì, secondo me sì. Secondo me Hermoso rappresentava quel giocatore che arriva e fa il titolare perché viene dall'Atletico Madrid, c'ha l'età giusta, non si deve fare come un Rafa Marin, c'ha i 29 anni, verso i 30, così. Ma quello voleva un ingaggio alto. E i giocatori potenzialmente titolari vogliono un ingaggio alto. Conte che ti ha detto, abbiamo i paletti, qualcuno costa troppo di cartellini, qualcuno costa troppo di ingaggio, qualcuno senza coppe non vuole venire. Meglio così, la conference meglio non farla. Per Kvara affaticamento muscolare. Vabbè, l'affaticamento muscolare non ti viene in campo, l'affaticamento muscolare ti viene dopo. Poi ti dicono anche affaticamento muscolare, ma in quel momento lui ha proprio fatto, gli facevano il gesto così e lui non aveva la cosa. Poi vediamo se c'ha anche l'affaticamento muscolare. Grazie Vincenzo, un abbraccio gigante, spero di non deluderti in futuro. Questo continuo voler valorizzare Raspadori non sta diventando deleterio, bisogna accettare di aver sbagliato investimento, punto. Caro Vincenzo, posso anche accettarlo il discorso che fai tu, oggi però non è, oggi Conte ha scelto Simeone, non ha scelto Raspadori. Raspadori è stato messo perché ti è venuto meno Kvara. Se Raspadori non ti convince come vice Kvara, devi fare qualcosa anche lì e vi renderete conto che sono talmente tante le emergenze, cioè le situazioni, le urgenze, che ci mettiamo a discutere pure su vice Kvara, non ne usciamo più. E il portiere abbiamo deciso di non farlo perché bene o male, e abbiamo deciso di non farlo. In difesa hai fatto il tweet, il pur bravo Hermoso non ci serve perché stiamo a posto. E servirebbe un difensore, lo abbiamo visto, tra gli esterni, e servirebbe un esterno in più, e stiamo parlando ancora di Zerbin che torna al Monza, e a centrocampo ti serve almeno uno che faccia il titolare insieme, il co-titolare insieme a Lobotka e Anghissà, e devi fare la sistemazione della punta. Credo che il vice Kvara sia tra virgolette l'ultimo dei problemi, anche se non ti posso dare troppo torto. Purtroppo è così, non sono efficaci. Quando se ne va via Kvara si spegne un pochino tutta l'imprevedibilità. Neres all'occorrenza può fare anche l'esterno a sinistra, quindi vice Kvara. Sì, Antonio, lo abbiamo visto che può fare anche il vice Kvara, anche perché Neres
i gol ce l'ha nelle gambe, però c'ha soprattutto la rifinitura, da quello sempre che ho visto, insomma così, c'ha l'assist facile, gli piace fare l'assist. Quindi essendo lui un mancino che non disdegna di utilizzare anche il destro, può essere imprevedibile anche sul centro-sinistra in zona HVA. Mi capisci? Politana te qua comunque, per forza, che arriva Neres e Timo Pozzi e Kvare che tengono l'affaticamento muscolare. Ma la differenza tra Conte e Spalletti è che quest'ultimo aveva dei buoni giocatori potenzialmente forti. Conte ha perso pedine importanti, vedi Elmas, Zielu, Osi, Mario Rui, senza dubbio. Aggiungiamo però una cosa: Elmas sì, non me lo spiego, Zielinski ce l'hanno spiegato, Osimhen vabbè, Mario Rui però è un giocatore che tu in teoria avresti, però c'ha un anno in più, non c'ha quella fisicità, non vuoi utilizzare quel giocatore con quelle caratteristiche. Se ti serve un po' di qualità nella rifinitura, un cross che viene messo meglio pennellato, così Mario Rui ti torna utile. Però gli hanno detto trovati la squadra fuori rosa insieme a Foloruncio, insieme a Gaetano, così. Quindi là potresti anche dire no, tienimelo a Mario Rui, si alternano con Spinazzola, perché almeno in un secondo tempo dove c'ho poco, ecco il discorso che si fa con Gong, con caratteristiche diverse. Finisce la partita di Mazzocchi, devo ancora recuperare un gol, metto un Gong su quella fascia. Finisce la partita di Spinazzola perché non ne ha più, metto un Mario Rui giusto per una ventina di minuti finali, solo a mettere cross e rifornimenti in un momento in cui si pensa che non devi difendere più niente. Ti poteva rientrare comodo come specialista del cross, niente altro, perché poi difensivamente Mario Rui soffre, fisicamente soffre, solo uno specialista del cross. Si faceva, si utilizzava questa cosa, no? Un po' Kostic per esempio, uno specialista del cross, lo era Quadrado, e alcune di queste mosse finali ti risolvono delle partite, mettono una palla giusta e te la risolvono. E invece no, si è fatta una scelta. E vediamo se paga o meno. Differenza di preparazione, il Verona correva troppo di più. Preparazione, non lo so. Hermoso ti risolveva non solo il braccetto di sinistra, ma poteva all'occorrenza faceva anche l'esterno a tutta fascia. Spinazzola può giocare a destra, sì, lo puoi mettere a destra, Zervini da quelle parti, sì. Però da come è nata questa squadra, troppi adattamenti e non mi fa impazzire. Perché è nata questa squadra anche nelle situazioni che insomma si devono ancora fare, ma a campionato, a mercato chiuso, con i nomi che si sono fatti, comunque stiamo decidendo di non fare le coppie precise, ma di fare coppie che questo può andare qua, quindi l'altro va di là, no? Se spostiamo Di Lorenzo, allora poi Rafa Maria, allora di Oliveira. Non si è deciso di fare delle coppie definite e quindi un po' troppo di adattamenti. Capita la giornata in cui ti manca Buongiorno, che ti aveva risolto 2 ruoli, perché Buongiorno può farti il braccetto e può farti il centrale. Sei andato in difficoltà e hai dovuto mettere a Juan Jesus. Napoli Cittadella. E Alessio ci dice Conte solo con giocatori all'altezza. E perché vi dicevo non dargli l'alibi a Conte? Perché vi dicevo non dargli l'alibi? Perché sennò si crea il problema. Si crea che la prossima settimana si dirà Conte è out, io non saprò più come difenderlo. Non riuscirò più a difenderlo. Grazie mille Alessio. Non capisco perché Ngonga e Shedira, che devono andare via, giocano mentre Osimhen no. Glitchy. Domanda legittima, sai che ti dico? Domanda legittima, anche loro sono sul mercato. Anche loro abbiamo saputo che sono sul mercato, però loro giocano. Mentre Osimhen no. Mentre Foloruscio no. Che non è solo Osimhen il problema, anche Foloruscio. Lì è successo qualcosa che va al di là del campo. Sono domande che si dovrebbero poter fare, no? A mano. Dici, ma Foloruscio? Ma quell'altro? Perché? Gaetano?
non siamo riusciti a piazzare nemmeno Gaetano, senza arrivare per esempio a cose, ma il rinnovo di Kvara, perché il rinnovo di Kvara so qual è la risposta. Il rinnovo di Kvara arriva solo nel momento in cui ti esce l'ingaggio di Osimhen, perché secondo me la paura che Osimhen non vada via e debba essere reintegrato a fine mercato, secondo me il Napoli ce l'ha. E quindi non ti accolli l'ingaggio di Kvara se non ti molli, se non ti liberi dell'ingaggio di Osimhen. E con l'ingaggio di Osimhen tu avresti fatto l'ingaggio di Kvara e l'ingaggio di Lukaku. Credo io. L'inizio in linea con la fine del campionato scorso. Guido saccente. Sti ragazzi non possono e non devono più giocare insieme. Non l'hanno capito quello del Napoli? No. A Napoli manca la mentalità. Di Lorenzo non è il mio capitano, quello sta ancora pensando alla Juve. No, quello come chiarire, capitano con ancora più forza di prima. E invece no, è un capitano con meno forza, perché tutto quello che è successo, tutto quello che si è scritto e tutto quello che abbiamo dovuto leggere gli ha tolto forza. Se veramente altri giocatori lo hanno mangiato in testa nello spogliatoio, Anghissà, Juan Jesus, non è un capitano che è più forte di prima. E commenti del genere arrivano nel momento in cui la partita non va come deve andare. Grazie Giuffri, grazie mille, hai fatto il bene del Napoli e del tuo assistito. De Rossi fa entrare Dybala partente. Noi perché facciamo entrare Ngong, che dire non facciamo giocare Osi? Domanda legittima. Spinazzola, Olivera, Rachmani, JJ, Mazzocchi out. Allenatori di lusso richiedono giocatori di lusso, altrimenti prendevi un barone qualunque e puntavi sullo scouting. Lo so Luigi, ma si era creata una situazione talmente esasperata che qualunque altro allenatore che non fosse stato Conte avrebbe creato un ambiente in fibrillazione, che di fronte a un mercato così lento il tifoso del Napoli si è stato tranquillo perché vabbè c'è Conte, mi fido di Conte, Conte magari recupera dei giocatori che sembrano scarsi e li fa giocare bene. Se ci fosse stato un Pioli, un Baroni o un italiano, peggio ancora, comunque un allenatore medio che fa il suo mestiere ma è medio e negli occhi dei calciatori e anche dei tifosi è visto come uno che non sposta gli equilibri, sarebbe stato uno scatafascio assoluto. Cioè lo stesso mercato, la stessa lentezza di mercato con un allenatore normale sarebbe stato contestazione attiva. Sono proprio sicuro. Quindi si era creata la situazione proprio di emergenza dove il Napoli per forza a Conte si doveva prendere. Per forza Conte. Luigi, che ringrazio tantissimo. Possibile non ci sia uno della dirigenza che dica da DL che sulle pareti della sua caverna sono solo ombre. Avevo letto ombrella. Sono solo ombre. La realtà è fuori. Non si può dirigere così, stiamo diventando una seconda Udinese. Luigi, io spero di no, nel senso che il ridimensionamento, io accetto di non essere competitivo per lo scudetto tutti gli anni, lo accetto, perché guardi la storia del Napoli ed è successo quando il Napoli aveva Maradona ed è successo nell'anno straordinario di 2 anni fa. Basta. La storia del Napoli purtroppo è questa, noi siamo molto appassionati, vorremmo vincere tutti gli anni, ma è difficile. Un po' per quello che sei tu, un po' per quello che rappresentano le avversarie. Io il ridimensionamento lo accetto nel momento in cui noi restiamo tra il quarto e il sesto. Ogni tanto arrivi terzo, secondo, ogni tanto capita, arrivi quinto, esci fuori dalla Champions, quello sì. Un ridimensionamento che diventa troppo verso il basso non sarebbe all'altezza con il bacino d'utenza che hai, con le possibilità che avresti come città, come popolo, come gruppo di tifosi e anche come possibilità che ha De Laurentiis, perché De Laurentiis non ha le possibilità degli altri presidenti di Serie A, però avendo avuto sempre come si dice, la gestione oculata, non fallisci, puoi farlo, puoi fare gli investimenti giusti per rimanere lì e lottare con squadre che non sono poi superiori tanto a te. Commisso non è superiore a te, c'ha più soldi Commisso, però Commisso sta facendo un tipo di discorso forse più a lungo termine,
con il Viola Park, con altri discorsi di strutture, idem la Roma, non so se il Bologna resterà in auge, ma stiamo lì, idem la Lazio, e tu là ti devi inserire, e spero proprio di non scendere all'Udinese, perché sarebbe avvilente. Però nel momento in cui lui quest'anno delega, io voglio capire quanto ha effettivamente delegato, cioè hai dato il budget a Manna, con questo ti puoi muovere, fai tu, oppure ha comunque l'ultima parola, perché io capisco che lui abbia l'ultima parola sull'allenatore, ma voglio capire fino a che punto Manna è libero di muoversi nei tempi e nella scelta dei giocatori. Se Manna è libero, ce la dobbiamo prendere pure un poco con Manna e non solo con De Laurentiis, se De Laurentiis ha delegato. Se invece De Laurentiis ha ancora l'ultima parola, purtroppo io per questo ho consigliato a De Laurentiis delega, così non ce la possiamo prendere con te. Mi sembrava evidentissimo. Allora, volano i messaggi, ragazzi, sì, io vi abbraccio forte, siete veramente straordinari, e cerco di recuperare qualche messaggio nuovo. Non eravamo quelli col sigaro di Mucca, che ti devo dire, amico mio? Che ti devo dire? In 12 giorni è da illusi credere che tutto andrà a posto. Vedo una rosa devastata numericamente e qualitativamente. Siamo vicini allo 0, come dice Conte. Speriamo di arrivare almeno vicino al 6 o almeno al 6° posto. Brescianini, che è stato? Ma c'era una domanda. Brescianini è andato all'Atalanta, è stato presentato, soffiato dall'Atalanta. Adiel ha perso la sua guerra contro i giocatori, procuratori, mercenari e sistema corrotto. Non serve Conte, serve che venda subito. Kvara pure è sopravvalutato, poverino. Hai ragione, i vocali, hai ragione Fabio. Recupero. Il problema dei vocali è che vi stavate rispondendo fra di voi e mo non so se ci sono dei discorsi logici. Ma mi sa che devo moderare anche i vocali prima che li mandi in onda. Comunque, a parte questo, vedi che per la sfuriata di prima ti sei perso Peps99, si chiama, un amico bellino che si è abbonato al canale. Quindi sulla partita di stasera penso di aver detto tutto sul gruppo, quindi chi lo vuole sapere ci raggiunge abbonandosi. Dico semplicemente: il problema può essere Conte, Gesù Cristo, la Madonna e il bambinello. Se non se ne va DL saremo sempre a questo punto. Oggi è davvero un'umiliazione. Sì. Valerio, nel caso possiamo sempre richiamare Cajuste. Il problema è proprio quello che dalle parole di Manna si evince proprio che il Napoli non vuole scendere sotto i 130 milioni per Osimhen. E la cosa preoccupa, e tanto. E no, se non vuoi scendere sotto i 130, come dice dalle parole di Mann, se si capisce così è un errore proprio grave. Saresti felice di un 6º-7° posto vista la situazione? Sì, amico mio, sì. E questo è importante capirlo. Nel momento in cui arriva Conte, qualcuno si fa il debito con la bocca, sia del Napoli, per troppo entusiasmo, perché non si capisce il perché, per fare fumo negli occhi così arrivano sponsor per le trasmissioni, oppure quelli là anti-Napoli che vogliono mettere pressione. Arriva Conte, Napoli lotta per lo scudetto, Conte uguale lottare per lo scudetto, almeno 2° posto, e lei l'anti-Inter. Male. Se parti da questo presupposto è normale che poi un 6º-7° posto verrebbe visto come un fallimento. Però attenzione, partiamo dal 10° posto. Partiamo che questa squadra non è stata rivoluzionata, ci sono molti giocatori reduci da questo 10° posto, quindi giocatori stanchi, appesantiti dall'annata devastante. Sarebbe una crescita di 4 posizioni, arrivare sesti, mica male. Se il 6° ti garantisce l'Europa League, mica male. Io devo tornare in Europa, io devo stare sempre in Europa, che sia la Conference, l'Europa League o la Champions League, devo sempre stare in Europa per non sparire dai radar. Per fortuna, prendendo uno come Conte, nel mondo comunque si parla di Conte, perché Conte fa notizia, perché quando apre bocca Conte fa dei titoli e quindi del Napoli si parla e noi non spariamo dalla circolazione. Però in questo momento facciamo notizia per un 3-0, sconfitta 3-0, quindi molto molto grave. 6° posto, yeah. L'anno prossimo 4° posto, yes.
e l'anno successivo lotti per lo scudetto. Se fai un percorso che è difficile da accettare adesso, però è un discorso dove dire ragazzi purtroppo non ce l'abbiamo fatta a toglierci gli esuberi, non li voleva nessuno, hanno un contratto troppo pesante, devono arrivare a scadenza, gli errori che abbiamo fatto in passato, vedi per esempio che ne so Politano, e come è successo con devono arrivare a scadenza questi giocatori pesanti a livello di ingaggio, non possiamo fare niente. Benissimo, quest'anno abbiamo messo Buongiorno, tamponiamo con Spinazzola, però ne serve un altro. Rafa Marin vediamo se fa la crescita, altrimenti l'hai pagato poco, se lo riprende il Real Madrid oppure lo lasci andare così, cresce piano piano, tanto è un under 21. E Neres per esempio, a gennaio possiamo mettere in mezzo altri giocatori a centrocampo un pochino più performanti. Crescere è l'unica cosa che conta, purtroppo lo slogan deve essere questo qua, e se da decimo passi a sesto lo so che è difficile, ma è una crescita, dobbiamo accettare che è una crescita, perché il Napoli è sciuliato e devi risalire, e per risalire poi da sesto, quarto, così è più difficile perché ci sono le squadre agguerrite intorno, più rispettate, più organizzate, più sistemate. Che umiliazione sentire i veronesi cantare i nostri, li cantavano loro, cantavano pure Prega per noi Don Raffaele. Comunque ritrovarsi nuovamente con Juan Jesus in campo, abbiamo fatto solo passi indietro, stiamo pagando la cattiva gestione di mercato dell'anno scorso, non abbiamo più la forza di ribaltare certe partite, Osi sta bloccando tutto. Se la situazione è questa pagherei, mettere la firma per un posto in conference, restare in Europa è fondamentale, grande o piccola che sia, sono d'accordo, l'Europa è appeal per i calciatori, senza non vengono, e te l'ha detto pure Conte, lo potevo dire io, non mi ascoltava nessuno, se te l'ha detto Conte ci cominciamo a credere. Le somme si possono tirare a fine mercato, così come siamo, lottiamo per la salvezza. Ciao Vale, squadra molto lenta e macchinosa, la colpa è sempre di una persona e sappiamo chi 12 giocatori, 12 giocatori andati via, 3 acquisti meno di 2 settimane a fine del mercato. Sì. Allora, primo tempo positivo, dobbiamo tener conto che siamo senza Lukaku, senza Neres, senza Buongiorno, gli altri acquisti al centrocampo, restiamo calmi. Amico mio, Tonino Topolin, è colpa nostra se siamo senza Lukaku. Tu stai citando dei giocatori che non sono nemmeno ufficialmente nostri. Lukaku, Neres, altri acquisti a centrocampo, ed è colpa nostra, quindi dobbiamo tenere conto di questo, ma dobbiamo denunciarlo come fatto grave che ti ha fatto perdere una partita, perché non lo possiamo sapere, magari avresti perso anche con Lukaku, ma non lo puoi sapere. Se magari un Lukaku ti manteneva un paio di loro addosso e ti veniva McTominay da dietro e tirava una bomba. Quindi restiamo calmi, sì, ma diamoci una mossa, perché abbiamo già perso 3 punti importanti. Il campionato è lungo, sarà lungo, ma la Roma fa entrare Dybala, lo so, vedi per esempio entra Dybala e magari la Roma non la sblocca. Uno vuole sperare e intanto terranno un punto in più di noi se non la sblocca. Ma Conte non era quello che fa con quello che ha. Io spero che le sue parole servino per spronare squadra e dirigenza. Man out. Paghiamo le pazzie di ADL dell'anno scorso, credete non si poteva fare niente, vendere subito Kvare e Osi 160 milioni, Motta, allenatore, tanti giovani, di sicuro talento. Non ho capito la cosa, Enzo, spiegati bene. Motta, non ho capito. Volevi prendere Thiago, ma te lo sei bruciato già. È andata la Juve. La cosa più preoccupante è il fatto che li ho visti proprio spenti dopo il primo gol. Siamo alla prima del campionato. La colpa è di Conte che ha voluto per forza tenere Anghissà che cammina da 2 anni e di Lorenzo come braccetto non esiste. Gaetano e Folo era necessario tenerli fuori rosa. Domanda super legittima. Tra l'altro Gaetano, ricordiamo che non ti occupa nemmeno uno spazio perché è vivaio. Folo Ruscio dovrebbe essere vivaio Lazio, ma abbiamo sentito tutti dire Folo Ruscio con Conte diventa il crack, tutti quelli del fantacalcio, compratevi a Folo Ruscio sotto Conte, non lo strapagate ma diventerà un crack assoluto. Fatto fuori e non sappiamo nello specifico perché ci hanno raccontato anche un mezzo litigio, non ho capito, voleva giocare titolare Gavais Folo Ruscio, non lo so.
ma sono molte. Vedete quante ne sono le situazioni più o meno torbide che non sono chiare e non sono spiegabili, e poi ne aggiungi una, ne aggiungi una, ne aggiungi un'altra e arrivi che sei svuotato, non riesci a reagire, prendi gol e ti cadono le braccia. Ma Conte non aveva detto di mettere Bocca sul mercato, quindi è anche colpa sua, anche non solo. The new same era. Sì, lui mette Bocca, sì, lo ha detto, perché lui è anche manager e quindi mette Bocca e vuole dire la sua, però ci ha ricordato Francesco che c'ha i paletti non li ha decisi lui, perché se fosse per lui andrebbe a prendere Holland probabilmente. Ha segnato Holland, il Chelsea ha perso, il Chelsea con Osimhen non avrebbe perso con Manchester City, però ti ha ricordato i paletti, lui ci mette Bocca, ma come ai tempi di Benitez, voglio mascherare, non si può pigliare, mi puoi pigliare quell'altro? No, quello nemmeno, quest'altro l'ingaggio è troppo alto, quest'altro ho litigato con la gente, non posso trattare. Ok, che è rimasto? David Lopez. Questo sta succedendo con Conte, cioè lui avrà identificato dei nomi, evidentemente quello non arriva perché costa tanto, quello vuole l'ingaggio troppo alto, quell'altro vuole giocare le coppe, uno lo è riuscito a convincere, buongiorno, sì, voglio giocare con Conte, un altro che segue Conte dove va, Lukaku. Non tutti però sono così, dobbiamo accettare che Conte non ha questa influenza incredibile su tutti. Te lo ricordi, no Seppi? Se Kvara fa un buon girone d'andata a gennaio sul mercato bisogna far cassa, il piatto piange, mamma mia, mi metto a piangere io. Sempre dalla parte di chi dice le cose come stanno. Conte oggi e ieri ha detto questo: le colpe sono della società a partire dal caso Osimhen, se è tesserato gioco, altrimenti compri Lukaku subito. Caputo, Francesco Caputo, caro ciao Valerio Padre Tempo, io ma non lo so se tu stai chiamando a me Padre Tempo nel senso che avevo detto delle cose che poi si sono verificate effettivamente, oppure ci stai consigliando di aspettare Padre Tempo e di non vendere la pelle morta dell'orso che già non hai comprato, in modo tale che Padre Tempo poi ha sempre ragione e se aspettiamo un pochino vediamo quello che succede. Fammi capire, caro Caputo, perché io so che tu sei così, sei enigmatico. Allora, sì, nel frattempo quello che mi aveva detto l'amico Fabio, c'era Peps che si era iscritto, era diventato un nuovo membro, che mi deve scrivere poi in privato così lo aggiungo al gruppo degli abbonati. Pamper Focaccia invece mi dice: sono abbonato anche quest'anno, prezzo a 4,17 su Ticket One, compreso di commissioni per la curva, aumento al momento giustificato solo dall'acquisto di Conte, mi sembra un po' poco. Caro amico mio, questo è uno dei pochissimi argomenti su cui non ho messo bocca, perché non ho la percezione della vita, del costo della vita a Napoli, non ho la percezione di cosa ti dà essere abbonato, se andare allo stadio è un'esperienza che vale la pena, per l'atmosfera, per come vedi la partita, per i bagni, per i parcheggi, perché a prescindere si deve andare, perché la squadra vai in base alla squadra, paghi un abbonamento rispetto a quello che è la squadra oppure rispetto a quello che ti dà la società come abbonato che si su questo argomento non ho la percezione perché la vedo da fuori, dall'esterno, e per me 417 io le pago per andare a vedere un evento qua, quindi per me ti potrei dire anche poco, ma non ho la percezione, quindi mi rendo conto, e su questo lascio parlare chi si vive la città e chi vive i prezzi, perché io non ho proprio idea. Il cambio di DNA nel Napoli è il vero incubo problema, forse ai ragazzi non piace il calcio che fanno, lo immagino in Barcellona fare difesa a contropiede, 10 anni di champagne, non si buttano. Lo so, Robè, questo è un altro discorso, insomma, però questo cambio di DNA lo puoi vedere contro le squadre forti, magari puoi vedere un Napoli che aspetta un pochino di più e riparte, ma col Verona non ti stai difendendo. Col Verona comunque tieni tu il pallino del gioco, lo fai girare, non è un calcio champagne, non è un calcio scintillante come non lo era l'anno scorso, ma comunque hai tu il pallino del gioco e lo avrai quasi sempre, anche se parti con un 3-4-2-1, anche se di partenza c'hai 5 difensori in campo, 2 mediani, sì, ma comunque avrai sempre tu il pallino del gioco. Non sarà champagne, ma non è un calcio che abbiamo visto oggi difesa e contropiede.
la difesa e contropiede l'ha fatta il Verona e ti ha fatto malissimo, quindi devi essere più bravo poi a non prendere il contropiede, quindi non credo che sia questo il problema. Abbiate pazienza, il tempo è galantuomo. Ecco che cosa intendevi. La Lazio va sul 3-1. Giorgio Altare, autogol del Venezia. Sono molto dietro, volevo dire, c'è un conoscente che fa no, ho capito. No, Sal, no, non ci siamo. Va benissimo tutte le giustificazioni che vuoi tu, ma se prendi Khedira e metti quella parola vicino, non funziona. Quindi non è niente wokismo, è un modo di essere che non capite. Se non lo capite, va benissimo, siete liberi di farlo, ma non a casa mia. Quindi non mi interessa, io c'ho l'amico, diventi acerbi pure tu. C'ho l'amico, quando mai? C'ho un amico che è omosessuale, poi c'ho quell'altro amico che invece è di colore, così. Non significa niente. Certe frasi io non le ammetto a casa mia. Siete liberissimi di dirle da qualche altra parte, siete liberissimi di pensare quello che volete. A casa mia non è wokismo, ma è un modo di fare che io ho e che porto avanti. Quindi non ci lamentiamo solamente quando ce lo dicono a noi e quando siamo accusati come napoletani e ci fanno le cose così. Lo facciamo con tutti, altrimenti due standard, due pesi e due misure, non mi sembra il caso. Sì, diamo spazio adesso agli amici, facciamo una decina, ventina di minuti, interventi, boom, in chat a tutti. Chi vuole entrare, facciamo interventi veloci, però intervento, domanda, risposta, saluti, baci, abbracci e poi andiamo via. Perché voglio postare la reaction al più presto. Una zuppiera di patate fritte, sale, pepe, alla grande. Allora ho lanciato il live, sta qua, pure tu tieni l'amica Napoli, stiamo a posto. Chi vuole entrare in live a salutare, a fare una domanda o a fare una considerazione è libero di farlo. Non facciamo la schiera di tutti gli amici che restano, altrimenti non ce ne andiamo più. Ho urgenza di presentare la reaction, che poi non credo che diventerà virale, ma perlomeno ce l'ha detto Stampa, vedi, con i colori giusti. E io per questo sono entrato. Mi spiace che non c'era guida, stasera l'avevo messo per questo. Ma lei è un amico napoletano, casomai. Salutiamo tutti gli amici bellini, abbonatevi, entrate con noi, che H24 si discute e ci si diverte di tutto. O almeno si stempera quella cosa, perché almeno tra di noi possiamo sfogare il condividere i momenti che non sono poi ideali. Sì, ma tu però fai sempre polemica. S'accenti. Però è stata una bella partita quella del Lecce. Volevo capire. Sì, comunque la Cagliari 0-0 sempre con la Roma. È entrato pure Dybala, sottolineato, perché giustamente quando sì, l'hanno scritto in chat, cioè, questa è la domanda che si fanno tutti: perché Osimhen non può giocare, Folarusso non può giocare, Chilati invece un Gong che può giocare, e io non sto capendo niente. Gong è entrato bene, forse per farsi vedere, per questa l'ultima parte di mercato, per farsi vedere, visto che lo vogliono Bologna, Parma. Vedi, anche la Lazio si sta parlando. La Lazio. Per Gong è un modo anche per tu entri, spacchi tutto, si convincono e ti fanno l'offerta, oppure ti convinci l'allenatore che meriti una chance. Rumori? Napoli e Bari ultimi. Ha perso pure il Bari, 3-1 con la Juve Stabia, sottolineiamolo. Stabia. Grande, salutiamo gli amici della Fabio con la scollatura sta migliorando, peccato il lei. Vuoi troppo. Osimhen non può giocare perché se Inter si fa male perdi 80 milioni. Dire se si fa male cosa perdi? 3 euro. No, non sono d'accordo. Dove stanno questi 80 milioni? Perché sta passando un brutto messaggio. Sta passando un bruttissimo messaggio che il Napoli è debole, diciamo, a livello di società, è debole a livello, perché adesso siamo con le corde, le corde alla gola. Bravo, la paura di farlo giocare non esiste.
io voglio capire tutti gli accordi che vuoi tu, vale, però mo, permesso, sto a casa tua, buonasera, posso entrare? Vai. A casa, hai capito? È assurdo sto fatto, perché cioè, McTominay là, come si chiama? Il Manchester United l'ha fatto giocare, eppure si parla a Napoli, eccolo qua. Neres voglio capire perché è stato comprato 20 giorni fa e vabbè, per questione di bilancio bisogna aspettare dopo il 20 agosto. Osimhen uguale, perché vanno, diciamo, lo sai, no? Il fatto dei conti del Napoli che, diciamo, non sono lineari come tutti quanti, ma sono, diciamo, conti a scendere e a salire, e quindi quest'altra parte deve andare per il prossimo bilancio. Io sono d'accordo, però se tu hai evitato le coppe, speravi nei soldi di Osimhen per aggiustare la situazione, caro amico presidente Aurelio De Laurentiis, cioè Osimhen mi sa che lo devi vendere meno di quello che ha venduto Campagnaro. Grande Ugo. Vincenzo, un abbraccio. Questi tre si sono visti fuori al Tico e si sono presi facciamo uno screenshot e mandiamolo al gruppo. Questa è la fotografia che non ci si può fatta praticamente. Giusto. Cagliari-Roma 0-0, questo è il finale? Sì, finita Cagliari-Roma, Lazio sul 3-1. Stanno ancora andando, ma stanno sul 3-1, insomma, male però. Domani siamo a -3 dalla Juve, titoloni ovviamente, perché poi devono andare contro ogni cosa, perché poi giustamente c'è il Conte, quindi non lo dimenticare questo. Manco la cosa della prima giornata tutti insieme, oramai questo calcio ci piace. Vince, dimmi tu. Io volevo dire riguardo al fatto dell'abbonamento, rispondendo a quell'amico che nella chat stavo per scrivere, poi tu hai messo il che si può fare l'intervento in diretta, e nel caso volevo dire questo, che farsi l'abbonamento, vabbè che uno lo può fare per passione, uno lo può fare per abitudine, io la vedo in questo modo. Farsi l'abbonamento è un po' come se investi in borsa, per così dire. Magari non, perché non sai come va a finire, ma vuoi mettere la soddisfazione di andare a vedere magari una partita importante, dire come si dice, una partita che ci stavo anch'io. Sai perché ho fatto l'abbonamento? Perché volevo vedere, mi sarebbe piaciuto. Per come sta andando la situazione non penso proprio. Non penso proprio. Mettiamo caso Napoli vincesse nata voto scudetto. E invece è andato come è andato. La delusione delle parole di Vincenzo. Ascolta, ho fatto l'abbonamento, ascolta come lo dice. Quasi spallettiano. Sì, investimento emotivo. Lo capisco quello che... Esatto, che stai dicendo, perché tu pensi dai alla squadra, speri di avere un ritorno anche a livello di emozioni, cioè di partite che valgono anche piazzamenti in classifica in un certo modo. Ma Alessandro aspetta a me ogni volta che entra per fare il commento. Sta qua Simone, lo sto dando il link, aspetta, ma lo giro anche nel gruppo di Telegram, perché lo sto mandando in chat, ma evidentemente qualcuno si perde nella chat perché sono così. Allora andiamo un attimo su Telegram, facciamo le cose per bene, e poi veramente ragazzi 15 minuti massimo, perché poi devo andare a fare la reaction per tutti voi. Allora,
sta Ma che qua. vale? Vuoi fare una reaction? E c'ho tutto pronto, devo solo fare l'editing veloce. No, dico, c'è pure una reaction, nel Oh, senso c'è che... che dobbiamo diventare virali, caro Fabio. Ah, ok. Allora, il link è stato mandato nel canale Telegram, non nel gruppo Telegram, nel canale Telegram che in descrizione. Comunque e te c'è l'ho detto, benvenutiamo l'amico di prima, visto che i Peps, voleva sì. sapere come fare per parlarti. Io gliel'ho scritto, non so se l'abbia letto, però ha detto dopo vi recupero, magari spiegalo di nuovo a Peps 99 come contattarti in privato. Bravo Fabio, un messaggio in privato @Valerio Fluido e poi ci aggiungiamo. Simone, benvenuto. Maurizio, benvenuto. Buonasera. Ciao a tutti. Simo, che dici? Triste, fiducioso, incazzato? Non lo vedi dalla mia faccia se sto felice. No, dai capelli ce ne rendiamo conto. Stiamo un pochino così. Guarda, io sono un contiano per eccellenza, diciamo così, quindi Ok. ovviamente mi arrabbio con chi dà solo colpe a Conte, però ovviamente le colpe di Conte, alcune colpe ci sono, diciamo così. Però non tutte a lui, cioè ho sentito dire di dimettersi, che se è un uomo se ne deve andare. Stiamo già là, Barbaro Car. Che è un uomo da 4 cioè, capito? Vale, troppo. Lasciate lavorare. Sai cosa dicono tanti? Però Garzia l'anno scorso subito l'avete messo in discussione. Il discorso è diverso. Comunque, se ci rendiamo conto che oggi stavi senza l'attaccante titolare, senza un esterno destro titolare, senza un difensore, cioè credo con la metà della difesa, perché credo Di Lorenzo ha adattato. Modena e Verona. Modena e Verona. Non c'è bisogno dell'attaccante di Modena e Verona. Ma Modena e Verona, ma fino a un certo punto, perché però alla fine pure la Roma oggi stava con i titolari, che ha fatto? Ha pareggiato a Cagliari, è sempre la stessa Lasciamo storia. stare le altre, noi dobbiamo recuperare, Assolutamente. Infatti Fabio, io non ho capito i 5 attaccare. minuti di Spinazzola nel secondo tempo, non ho capito, come dice Valerio Scedira, e Ngongia all'83esimo. Io non ho capito che il Verona il primo tempo giocava senza attaccante Di Lorenzo e Braccetti. Spiegatemi queste cose. Io al primo tempo ho visto non un buon Napoli, ma accettabile, diciamo così. Se hai dei centrocampisti con gol nelle gambe, l'occasione di Anghissolo, l'occasione di Lobotka, una delle due deve entrare. Kvaratskhelia si è mangiato un gol, Cioè, è stato bravo Ciacciualla, è stato bravo salvataggio il ragazzo del Verona. Cioè, comunque qualcosa hai creato, Poi dopo è uscito Kvaratskhelia, poco e niente là davanti. Niente, neanche poco e niente. Maurizio. Io sono di poche parole oggi perché proprio è stata una giornata a 360 gradi, cioè emozioni. Devo dire la verità, all'inizio del primo tempo mi sono anche incoraggiato, ho detto vabbè, non è così male, insomma. Anche se ho acceso la televisione sapendo che non sarebbe stato, insomma, un bello show, per tutti i motivi che pure voi avete evidenziato, insomma. Però mi sento di dire un messaggio d'amore, insomma, a tutti quanti quelli che sai, che gli vogliono bene al Napoli, che seguono, e che è un momento difficile e passerà. Questo è il mio messaggio. Servirà pazienza. Giuseppe. Ciao a tutti. Ciao. Allora, che dire, io sono entrato da poco perché stavo vedendo la Roma, sinceramente. Niente da dire, purtroppo non c'è niente da dire, siamo in condizioni pietose. Sono forse sono molto duro, però ho visto delle cose che non stanno né in cielo né in terra per una squadra che vuole tornare a fare la Champions League. Però siamo così da marzo 2023, Vale? Ricordiamolo che siamo in questo periodo da marzo 2023, ci chiedono pazienza ancora. Lo so, hai ragione. Luca. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Valerio, no, l'unica cosa che posso dire è che mi dispiace che non si parli di campo, o meno che se ne parla poco. Nel senso che già quando hanno parlato dopo il Modena, vabbè, ok, si è chiesto poco,
ma soprattutto poi insomma anche oggi, la preconferenza prima di questa partita, insomma c'è stata quella semibattuta, no? Di dire questo è l'ultimo dei problemi. Però secondo me siccome lui fa l'allenatore andrebbe spiegato poi nei problemi. No, ha detto non si parla di tattica, no, ha detto non si parla di tattica. Esatto. Però posso dire una cosa. Sì, ma perché? Cioè, nel senso, perché non si deve... Lo voglio sapere pure io, Luca. No, non parliamo di altri, non avete capito niente. Infatti, questo è il punto, non si è capito niente, non stiamo capendo niente, nessuno sta capendo niente, però rimane il fatto che sei un allenatore, sarai anche manager, però insomma qualcosa ce lo devi dire, ci devi spiegare perché quello, perché quell'altro. E invece mi sembra che si sta mettendo davanti tutto quello che è il problema grosso, lo sappiamo qual è. Esatto, Valerio, questo volevo dire, ragazzi. Secondo me il problema, scusa, secondo me il problema, ragazzi, veramente non è di tattica, perché il problema di tattica è, insomma, sarebbe gestibile, ma quello è il problema, che secondo me hanno sbagliato a fare la scaletta dei compensi, quindi che ne so, ci sta qualcuno che guadagna di più ed è arrabbiato con qualcun altro che guadagna di meno, che ci stanno delle dinamiche tra di loro che appena le cose vanno male praticamente non giocano più con una squadra e ognuno stiamo parlando di bambini, allora, ma sono bambini, allora dovrebbe essere professionisti. Ma Luca, quando nelle aziende è così, cioè se tu poi c'hai un gruppo... Sì, vale, ma io mi voglio collegare una cosa, cito la fonte perché hai detto che lo possiamo fare, quindi io la cito la fonte. Io ho letto un articolo oggi del Corriere del Mezzogiorno che dice che se Conte non è il problema, perché giustamente è stata un mese, se Manna è inesperto e non ha, diciamo, tutte le competenze, oppure non gli sono stati dati tutti gli strumenti per poter operare, se De Laurentiis ha delegato, allora qua c'è un solo, diciamo, colpevole, è un nome e cognome che si chiama Chiavelli, ma non mi ricordo manco nome, però per dire, perché secondo me tutte queste operazioni che sta facendo il Napoli, quello dice che è l'uomo dei conti, ma per me non è l'uomo di niente, capito? No, perché per colpa sua sono saltate un sacco di operazioni a sto punto. Ma mica era quello che anche era in disaccordo con l'arrivo di Conte. Si parlava... Assolutamente sì, perciò sto dicendo, io oggi l'ho letto, l'ho detto, articolo Corriere del Mezzogiorno, e allora se i giornali così forti scrivono cose del genere, però non lo hanno citato, perché dice qualcuno in società magari sta mettendo i bastoni tra le ruote, se scarta De Laurentiis, si scarta Manna e scarta Conte, non può essere sta racia. Però noi secondo me stiamo ancora riparando le cose che ha fatto Meluso. Esatto, cioè io quello che volevo dirti io, Fabio, che Conte e Manna hanno un lavoro che, come ha detto anche Conte, sperava di essere molto più facile questa cosa qua, invece comunque Manna si ritrova a dover vendere giocatori che hanno poco mercato e niente, cioè gli devi tirare dietro i calciatori del Napoli per farli prendere. Li devi regalare, sì, li devi regalare. E devi regalarli con una società che comunque De Laurentiis vuole che si fanno le cose alle sue condizioni, quindi sta lavorone. Quindi è per quello che io anche quando a volte parliamo sul gruppo vi dico sempre, io a Manna non gli do nessuna colpa, perché se a Manna non prende i soldi per fare il mercato, Manna non è che può andare dal Chelsea e dire senti, mi prendo Lukaku 35 milioni, però lo fa a parole, no? D'arrivo bonifico Chelsea per pigliare Lukaku, capito quello che ti dico io? Quindi i primi due che adesso sono tanto attaccati, Manna e Conte, quello che vedo in generale, sono i due che secondo me... Ma non possono essere attaccati, Simo, Manna e Conte, stanno da un mese a Napoli, quelli da fuori forse credevano in un arcobaleno, che non c'è a Napoli l'arcobaleno, perché non parliamo di campo? Ma se l'unica domanda di campo gliela fa Panucci e gli chiede perché il Napoli non gioca col 4-3-3, uno come Panucci che ha giocato a pallone non nota che nel Napoli stanno due centrocampisti. Come fa a giocare col 4-3-3 in Napoli se c'ha 200? Ma quello se noi con la difesa a 3, che poi è una difesa a 5, perché ditemi che non è una difesa a 5, ci fanno 3 gol Mickey Mouse, Minnie Mouse, senza attaccanti, senza attaccanti. Vabbè, il Verona è una squadra che rischia la retrocessione. Una squadra che rischia la retrocessione. Vedendo la partita, Verona non ha attaccato. Io con mio fratello al 20esimo, questi fanno fatica a salvarsi. È un problema. Hanno fatto 3 gol. È proprio difficile da gestire, perché tu, per dirti la discussione Meret, no? Tu dici allora Meret non è buono
mettilo fuori Stasera rosa. non ha colpa, il portiere, stasera Però non ha ascolta, colpa. No, assolutamente. io ho un'opinione di Meret, che secondo me lui proprio in questo momento, o perché per motivi suoi, la testa è da qualche altra parte, ma adesso non so quali sono le ragioni, ma è proprio chiaro, cioè lui non si è lanciato per prendere la palla. Però Sì, non ma voglio criticare il lì giocatore non in sé c'entra per nulla. stesso, però ci stanno le dinamiche che legano il No, giocatore sì. alla squadra. Per esempio, Questo sì. Meret ha delle condizioni di contratto dove lui deve fare delle presenze, giusto? Queste condizioni di contratto sono limitanti verso Conte, cioè Conte se lo leva poi va a finire che va in breach of contract, quindi ci sono le guideline della compagnia, ci sono un sacco di cose che noi tifosi non sappiamo, insomma, secondo me non dovremmo neanche sapere. Però Conte ha Lui detto che sempre- bisogna parlare chiaro con i tifosi invece nel prepartito, con cioè dopo il Modena. No? Lui sta Vabbè, di fatto non cercando parlano di dei dire, contratti. lui sta cercando di dire in tutti i modi quello che non neanche può dire, che gli è stata data una situazione molto brutta da gestire e sta cercando di fare come può. Gli è stata data Ciao. una squadra. Ma lo disse pure Garzia, adesso io non sono un garziano, non mi è mai piaciuto dall'inizio, però pure lui lo disse, guardate che la situazione... Il mio video virale su TikTok quando faccio il paragone tra Garcia e Conte. Amici, prima di parlare la parola a Pierluigi, volevo ringraziare Daniele che mi lancia un sempre e comunque Forza Napoli e aggiunge Conte si è assunto responsabilità che non ha. Giustamente, però si è assunto. Stasera è vero, non aveva una punta che ha segnato 2 gol, che sarebbe questo Mosquera. Perché poi giocava nel Cali l'anno scorso, Vale, ricordi, cioè, diciamo, giocava nell'Atletico di Cali. Poi vediamo a quanto vanno questi al fantacalcio. Sono proprio curioso di sapere se esploderanno. E Nicola ci ricorda i 10 milioni sono una rovina, cioè i 10 milioni quelli che sono il dislivello di tutte le gli ingaggi, perché Osi in vacanze non gioca, si allena a parte, piglia 10 milioni. Ma io a questo non credo, Vale, non credo che pure Higuain prendeva più di tutti, Cavani prendeva più di tutti, ma lascia stare la differenza di professionismo, lascia stare. Ma erano lo stesso a livello di impiego poi in campo. Però sta fuori squadra, non è che sta fuori squadra. Da Real Madrid tu lo accetti che Higuain prende più di te? Ma posso... Vale, scusa. Però sta fuori squadra, Osimhen, capite che ti voglio, non è che ti dici... Però quello che voglio dirvi io è che dopo oggi, visto che mi hai detto perché che dica gioca che il mercato, perché in io sono ancora più convinto che è una richiesta del calciatore. Di Osi? Sì, assolutamente, ma ci mancherebbe il mancherebbe, personaggio, perché anche l'anno scorso si è fatto le vacanze prima Osimhen, si fece ammonire con la Roma, si fece espellere per ammonire, là, che è successo? Questo è vero. E quindi allora uno fa 1+1, no? In quel caso sì, vabbè, ma ormai l'abbiamo salutate, ma il discorso è proprio questo, le salutate a Osimhen, non c'hai i soldi per prendere un altro, mettile e vinci le partite nel frattempo, poi si fa male, amen. Comunque se vuole che per la $100 sta arrivando il carretto dei gelati con la dei film horror. Serpio che mi ricorda, il Napoli non dirà nemmeno i convocati ad ogni partita, cioè non è stato solamente un fatto di oggi, scelta della società, l'ha detto a calcio. Vabbè, fine mercato, però Vale, questo sarà fino a fine mercato. Cambia, cioè non voglio pensare che ormai non dicono fino a più, fine mercato. Non me lo spiego. E l'altro messaggio che vi volevo ma sai perché, Vale? Sai perché? Te lo spiego subito, perché non è il Napoli a volte che la deve dimarare la lista, è stessa la Lega, che quando tu magari vai a fornire, diciamo, le distinte per chi deve giocare, stessa la Lega le mette sul canale della Lega, quindi sono visibilissime a chiunque. Il giorno prima no, le convocazioni non vanno diramate, cioè dalla Lega. Le convocazioni la squadra che la manda sui social, tutte le squadre lo fanno così, quindi comunque abbiamo 2 settimane, giusto? Poi dopo queste 2 settimane il mercato è chiuso, giusto? Se ne riparla a gennaio. Sì. A gennaio spendiamo i soldi. Se il Napoli fosse come il Liverpool pre-Klopp, compriamo Lindstrom a 80 milioni. Nicola, non ho capito che cosa intendi con questo pre-Klopp. A me Napoli sembra più il Chelsea degli ultimi anni, no? Che ha fatto una discesa. Il Napoli a me sembra cantiere. Hai scritto un messaggio, non te l'ho letto, e il messaggio che ho beccato è questo qua.
che non ci faccio più pensare, non te lo leggo. Quindi potevi riscrivere che peccato. Fanetto. Se rimane a Napoli è meglio che non si fa proprio per... Capite, mamma mia. No, vabbè, vai giù, ma che stiamo scherzando? Ma che bisogna pure ringraziarli, capito qual è il discorso? Questi sono ragazzi, io sono professionista, sono ragazzi comunque, guardami 24-25 anni, cioè di che stiamo parlando? Io una cosa che ragazzi, scusate se interrompo, no, volevo dire solo una cosa, Valerio. Oggi è stato, io ascolto la partita sempre per radio quando posso, insomma, no? E insomma oggi ho ascoltato, sì, vecchia scuola, ma per tanti motivi troppo lunghi. E insomma, ho ascoltato, è stato un po' difficoltoso, imbarazzante ascoltare su CRC, che credo sia la radio ufficiale. Questa, insomma, la radiocronaca di Radio Partner. Ah, ecco, ok, grazie. Questa è una cosa che non sanno tutti. Il Napoli non ama che si dica radio ufficiale, Radio Partner. Radio Partner. Radio Partner, ok, non lo sapevo, grazie Vale. Insomma c'era Chiariello alla telecross, alla radio cronaca, scusa. Insomma è stato abbastanza imbarazzante perché ogni gol, immaginate, del Verona c'era questa voglia sempre di dire però insomma non so, ero in difficoltà io per lui, ecco, questo vi volevo dire. Io penso che insomma sui social magari si recupererà, qualcuno lo posterà, perché a quel punto diventa un contenuto interessante visto come sta andando la narrazione. Però raccolgo la tua testimonianza e Luca ti faccio una promessa, nel senso che io capisco quando Conte rifiuta la domanda ieri 4-3-3 perché è posta male, perché parlare adesso di 4-3-3 quando c'è effettivamente, come ha detto pure Simone, due centrocampisti è impossibile anche a livello proprio pratico. Però più in là, domande che parlino di campo, scelte di giocatori invece di altri, caratteristiche che si adattano più, perché Conte ci ha detto io mi adatterò alle caratteristiche dei calciatori. Infatti non è integralista, su questo lo sappiamo. Esatto, non adatterò i giocatori al mio modo, sarà più che legittimo fargliele. Io ti prometto che un po' di approfondimento lo farò, tattico, perché non può mancare, sempre col presupposto però, e non viene da qui ovviamente, che non è per fare le pulci a Conte out subito, è perché Conte non deve essere esente da qualsiasi tipo di giudizio. Ci piace parlare di tattica con la cosa che però deve avere un po' di tempo a disposizione, perché sennò alla fine però nell'analisi tattica fallo notare che io, se non mi ricordo male, era il 10° e il 15° del secondo tempo, siamo passati a 4 dietro. No, Fabio, ci sono stati dei momenti, ma era sempre 3. È passato Mazzocchi quinto a sinistra. Olivera è diventato Braccetto. Mamma mia, Olivera Braccetto fa paura. Male. Daniele, proprio a volo, un bacio, dove sei? Sono in Calabria, in ferie. Questo dovevamo fare il saluto dall'Italia, bravo. Guarda Valerio, avevo preso anche il biglietto, volevo prendere il biglietto per Napoli-Bologna. Ci ho ripensato. Scatenato. Goditi le vacanze, goditi il mare, le cose. È calcio d'agosto. Rocco dice: il seme malvagio di questa stagione viene piantato a gennaio 2024. ADL Osimhen, sapevamo dalla scorsa estate che sarebbe andato via al Real o al PSG. Ricordo queste parole, lo disse proprio le due squadre che se lo possono permettere sono quelle là, le sappiamo benissimo. E se poi il PSG magari ti tira sul prezzo e tu non vuoi cedere, il Real quante ne tiene in attacco? Non gli serve minimamente. Osimhen. In Inghilterra hanno messo i paletti, vale, visto che è uscita la notizia oggi che pure il City è sotto inchiesta per il fair play finanziario. Anche se lo dicono tutti gli anni che il City ha il problema del fair play finanziario, però oggi ho letto che hanno messo paletti. Vedo continuano a comprare portieri, attaccanti, si comprano tutti tranne che Osimhen. Dani, dimmi la tua e poi ci salutiamo tutti quanti. Allora, la mia è questa, ragazzi.
spero che la prossima partita arrivano degli innesti che possano dare un po' più di soluzione a Conte. Io sinceramente non so se è stato detto in live perché non vi ho seguito per l'intero, però non capisco questo togliersi Ngong per Neres. Cioè Neres è un giocatore di grande qualità, non metto in dubbio. Io avrei tolto Politano, però non lo so, questa è la mia osservazione, per il resto speriamo bene. Va bene, io ti abbraccio fortissimo, Dani. Vi voglio bene ragazzi, sempre Forza Napoli, ciao. Ciao Fabio. Ciao belli. Ciao bello, un abbraccio Simone, grazie mille anche per il tuo intervento. Maurizio. Ciao ragazzi, Forza Napoli. Un bacione. Giuseppe. Ho tolto Giuseppe nel momento. Aspetta, Giuseppe. Ciao Giuseppe. E ciao Luca, piacere anche a te di averti visto in video. Ciao, grazie Valerio, da bassista a bassista. Oh, che bellezza. Manteniamo il groove. Ti abbraccio Luca, un abbraccio a tutti. Voglio lanciare un messaggio di speranza nel finalissimo, me lo chiede il principe dei Bellini. Signori, la speranza è che la speranza di ieri era di non perdere punti per strada nonostante il ritardo. Adesso la speranza è che questo bagno di umiltà, di realtà, sia stato veramente pesante e che si acceleri decisamente sul mercato. Sappiamo che sta venendo Neres in una zona di campo dove in teoria era già coperto. Spero che si voglia fare il possibile, perché l'impossibile abbiamo visto che non lo possono fare, ma spero che si possa fare il possibile per fare un campionato di grande dignità senza dover vedere una squadra che si squaglia contro il Verona alle prime difficoltà e non reagiamo. Quindi la speranza è vedere dei giocatori. Purtroppo deve salire il livello, devono essere oltre che bravi anche di grande personalità, e quando li inserisci tra i titolari, se qualcuno sta venendo meno, le gambe che tremano così, questo qualcuno dice qua serve qualcosa. Potrebbe essere Lukaku, potrebbe avere questo tipo di influenza sui giocatori, anche se Lukaku pure è un pochino lamentoso se non gli arrivano le palle. Va bene, messaggio di speranza lo aggiorniamo a domani. Vado a fare all'editing della reaction, quindi state pronti sul canale delle tutte le cose, e domani le parole di Conte, le analisi tattiche, vediamo tutto quello che si può fare, e dobbiamo guardare anche le altre squadre, non solo per il fantacalcio ma anche per tutto quello che sarà. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Me lo scordate pure mettere questa cosa, non sono bravo, il Napoli è più bravo di me su certe cose siamo meglio. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido, dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le ragazze. Vai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... Secondo me la Gialloa faccia Spalletti, che va a finire che non porta bene, devo togliere pure Spalletti da mezzo.